bentrovati, buongiorno, edizione straordinaria di Antenna 3. Abbiamo scelto di aprire con queste immagini, quelle dei funerali di Stato per l'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti in un agguato in Congo alcuni giorni fa. Questa mattina i funerali alla presenza anche di Mario Draghi, ma non solo. C'erano anche i ministri Lorenzo Guernini, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Giancarlo Giorgetti, presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati, oltre alle famiglie degli scomparsi. In prima fila, oltre ai rappresentanti delle massime istituzioni italiane, tra i familiari delle vittime, la moglie di Luca Attanasio, la fidanzata e il fratello di Iacovacci. A celebrare i funerali di Stato dei due italiani uccisi nell'agguato il cardinale Angelo De Donatis. E avremo modo di parlare, tornare ancora su questa tragedia che ha sconvolto il nostro paese con Don Dante Carraro, che ci racconta dell'impegno dei medici con l'Africa QAM, una persona che ben conosce l'Africa e tutte le sue contraddizioni. Però abbiamo scelto proprio di aprire con queste immagini per raccontarvi che cosa è accaduto questa mattina dei funerali di Stato in un'atmosfera davvero emozionante, con la preghiera del cardinale che ha celebrato la funzione di avere una giustizia per queste due persone che hanno servito lo Stato e per questo sono mancate. Ma parleremo di tante altre cose, perché proprio questa mattina è in corso un incontro, un vertice tra regioni e governo per pianificare il prossimo DPCM, e allora vi facciamo vedere proprio le immagini di questo vertice, al quale ovviamente che è stato presenziato dal ministro per i rapporti con le regioni Gelmini, ma era presente anche Roberto Speranza, il ministro della salute. Quello che vi possiamo anticipare è questo, ovvero che Gelmini ha detto: restano i colori delle zone, l'obiettivo è evitare un lockdown generalizzato al lavoro dopo marzo per la graduale riapertura dei luoghi della cultura. Per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì. Così ha spiegato Maria Stella Gelmini durante il vertice. Sicuramente le misure che entreranno in vigore con il nuovo DPCM probabilmente rimarranno tali fino ai primi giorni di aprile e dunque fino all'immediato dopo Pasqua. Noi intanto vi raccontiamo come procederà questa nostra diretta, perché siamo in attesa di collegarci con il dottor Stefano Martellossi, primario della pediatria di Treviso, per parlare di bambini e coronavirus, fare un'analisi, che cosa c'è da sapere anche alla luce del nuovo arrivo delle varianti, e poi ci collegheremo dunque con Don Dante Carraro dei Medici con l'Africa QAM, in attesa di avere nuovamente, quindi anche oggi, il punto stampa del governatore Luca Zaia. Ma intanto apriamo la pagina della cronaca finché non riusciamo a collegarci con il primario, e vi raccontiamo che cosa è accaduto a San Zenone degli Ezzelini questa notte, perché è probabilmente di matrice dolosa l'incendio che ha devastato nella notte la macelleria ortofrutta islamica Planet Fruit di via Marconi a San Zenone. L'allarme è scattato intorno alle 4:30. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Castelfranco, una squadra di Asolo con autoscala da Treviso e caposervizio e funzionario di guardia. 2 persone che sono residenti al piano superiore sono state evacuate, ma non è stato necessario affidarlo alle cure del 118. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza. Il negozio è gestito da una cittadina marocchina di 21 anni residente nella zona. Una zona sensibile, e sono successi in passato fatti spiacevoli come questo, ha detto in prima battuta Fabio Marin, sindaco di San Zenone. C'erano stati dei dissidi tra negozianti e residenti del piano di sopra, che poi se ne sono andati. La parte del negozio riservata alla macelleria era stata chiusa tempo fa dalla polizia locale per alcune irregolarità nei permessi dell'attività, ma veniva utilizzata come magazzino. Era regolarmente attivo invece l'ortofrutta. Ortofrutta che è stato parzialmente distrutto proprio dal rogo di questa notte. Allora, dalla regia chiedo conferma quando abbiamo con noi il dottor Martellossi, altrimenti intanto vi do
alcune altre notizie di cronaca, ma prima andiamo a ascoltare il servizio raccolto dalla redazione di Treviso nella giornata di ieri con il punto del sindaco Mario Conte sui contagi che sono a Treviso, ma insomma in tutto il Veneto purtroppo ancora in crescita, e preoccupa da qui il nuovo DPCM con le misure più stringenti, preoccupa proprio l'arrivo ormai che è un dato di fatto delle varianti. Tornare alla didattica a distanza alle superiori? Ben venga se serve a scongiurare la terza ondata. Abbraccia l'ipotesi avanzata dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, il primo cittadino. Demanda la decisione a numeri e scienza a Mario Conte, che guarda con preoccupazione all'aumento dei contagi che si fanno largo anche sul fronte scolastico, in parte dovuti alla diffusione della variante inglese. Se la chiusura della scuola è una soluzione per evitare la terza ondata, io credo che si possa anche pensarci, però ripeto, io non ho le competenze, non siedo al tavolo col comitato scientifico e quindi sono decisioni che spettano a loro. E sull'ipotesi di un altro lockdown sarebbe devastante, sostiene Lapidario, il primo cittadino, che analizza le conseguenze che avrebbe sul fronte economico. Al momento solo un'ipotesi e intanto rinnova l'invito ad imparare a convivere con il virus, mettendo in atto le misure di prevenzione che ormai conosciamo. Un altro lockdown sarebbe devastante da un punto di vista economico. Ovvio che il primo obiettivo di ogni amministratore è quello di tutelare la salute dei nostri cittadini. È fondamentale accelerare sui vaccini e sensibilizzare giorno dopo giorno i nostri cittadini che devono vivere protetti. Ipoteticamente noi dovremo imparare a convivere con questo virus fino a quando non saremo tutti vaccinati, e quindi ognuno di noi deve agire con l'obiettivo di proteggersi. Se tutti noi lo facciamo, io credo che non siano necessarie ulteriori chiusure. Continua la campagna di tamponi sui bambini della scuola di Farra di Soligo dopo il focolaio che è stato trovato, motivo per cui la scuola è stata chiusa. Intanto Istituto Comprensivo di Farra e Comune hanno scritto una lettera congiunta ai genitori perché non neghino l'autorizzazione al tampone. Vediamo. Dobbiamo essere molto prudenti, pregare anche, e che speriamo che la Madonna anti-Covid che abbiamo messo qui davanti al centro parrocchiale ci aiuti a superare questo momento difficile, perché i ragazzi hanno bisogno non solo di scuola ma anche di catechismo, che appunto bisogna sospendere un po' tutte le attività, quindi questo ci dispiace. Rimanda alle grazie della Madonna anti-Covid Don Brunone. Qui a Soligo sono in tanti a guardarla e pure a pregarla con una certa apprensione in questi giorni. Preoccupa, senz'altro, sempre preoccupa. Insomma, siamo preoccupati abbastanza. Allo stato attuale la stessa ULSS conferma come alla primaria Ancillotto, che resta chiusa, le positività emerse tra alunni e docenti siano una ventina, mentre si saprà giovedì l'esito dei 200 nuovi tamponi fatti in queste ore. I controlli allo stesso tempo si stanno spostando anche su altre scuole del territorio frequentate da congiunti. 2 le classi di scuola media a Farra e una delle superiori a Pieve, dove è già stato disposto il monitoraggio. Gli effetti sulle famiglie si vedono anche le materne, dove prevale un generale principio di precauzione. Attualmente i bambini dell'asilo nostro parrocchiale, scuola d'infanzia qui Carlo Brandolini, che hanno dei fratelli a scuola, sono a casa, quindi abbiamo una riduzione dei bambini, quindi da 96 che sono di solito adesso sono una sessantina. In contatto con l'ULSS 2 il sindaco Perencin, è chiaro che il sospetto principale riguardi la variante inglese. Ne ho parlato con il direttore generale Benazzi, si parla molto di varianti. Loro ovviamente stanno verificando anche se questa possa essere una variante. In attesa di capire quello che è molto di più di un dettaglio, restano i consigli e le speranze di sempre. Cerchiamo veramente di andare a rispettare le regole, perché se riusciamo a arginare questa cosa ne veniamo fuori nel più breve tempo possibile, e speriamo nell'arrivo dei vaccini. Io lo dico, poi si può essere a favore o contro, ma io personalmente spero veramente che ci arrivino questi benedetti vaccini. E a proposito di vaccini, sentite che cosa ci racconta l'ANSA, che dà voce all'ultima ricerca della Fondazione Gimbe, che dice che ad oggi solo 3 anziani su 100 hanno completato la vaccinazione anti-Covid, quindi hanno chiuso il ciclo vaccinale che si compone, come sapete, di 2 somministrazioni. La continua revisione al ribasso delle forniture in soli 2 mesi ha quasi dimezzato le dosi previste per il primo trimestre del 2021, che sono precipitate da 28,3
a 15,7 milioni. A metterlo in luce è il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea come una riduzione di tale entità, se da un lato è imputabile ai ritardi di produzione, dall'altro probabilmente risente di irrealistiche stime di approvvigionamento del piano originale. Dunque probabilmente inizialmente il numero delle forniture previste è stato sovrastimato, cioè era davvero impossibile riuscire a garantire forniture di questo tipo. Quindi a partire da una cifra iniziale si è dovuti correggerla in continuazione al ribasso, e questo è il risultato, ovvero che soltanto 3 anziani su 100, e sono davvero pochi, hanno completato il primo ciclo vaccinale. Il Veneto lancia 2 progetti pilota per il monitoraggio della diffusione del Covid nelle scuole. Parliamo di scuole medie e di istituti superiori. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e dopo vediamo se riusciamo a collegarci con il dottor Stefano Martellossi. Da inizio gennaio ad oggi sono stati individuati 1.241 casi di contagio di coronavirus tra alunni e docenti delle scuole del Veneto, con 27.460 persone in quarantena. Ma bisogna aggiungere che poco più della metà dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono finiti in quarantena a causa di un contatto extrascolastico. I dati sono stati diffusi dalla Direzione di Prevenzione Regionale alla sede della Protezione Civile di Marghera, assieme all'annuncio di un doppio progetto di monitoraggio unico in Italia, organizzato con l'Ufficio Scolastico Regionale, che da metà marzo coinvolgerà da un lato 15 scuole superiori sparse per la regione, dall'altro 7 scuole medie. E far sì che alcuni ragazzi e alcune comunità scolastiche si rendano protagoniste anche di un progetto che le vede in prima persona, mettersi a servizio anche degli altri, con i dati che emergono da questi progetti, credo che sia molto importante e molto educativo. Le 15 scuole superiori, ribattezzate scuole sentinella, identificate come campione rappresentativo, saranno sotto monitoraggio con test di screening ad alunni e personale docente e non docente fino alla fine dell'anno scolastico. Il progetto, che riguarda le terze medie di 7 scuole, una per la provincia del Veneto, prevede anche in questo caso un tampone nasale, ma i ragazzi se lo faranno da soli con un operatore a fianco. Una volta che saranno completati questi 2 progetti, sia alle superiori che alle medie, quali dati scientifici se ne potranno trarre? Per quanto riguarda il progetto delle rete delle scuole sentinella, che coinvolge le scuole superiori, un dato di valutazione epidemiologica di circolazione virale in questi contesti, che potranno essere confrontati con la circolazione che avviene nella collettività, nella comunità. La partecipazione ai 2 progetti è naturalmente su base volontaria e coinvolgerà migliaia di persone. I dirigenti scolastici da subito, appena li abbiamo contattati per chiedere se erano disponibili a aderire al progetto, sono stati assolutamente consapevoli del privilegio di essere all'interno del progetto e anche della responsabilità che ne consegue. Allora, c'è una notizia di cronaca: un uomo di 45 anni di nazionalità cinese è stato trovato morto questa mattina al lato di una strada nel comune di Sernaglia della Battaglia. La segnalazione al 118 è stata data da un automobilista di passaggio. La polizia stradale sta conducendo accertamenti per comprendere la causa del decesso. Non si esclude che la vittima, la cui bicicletta è stata trovata poco lontano, possa essere stata investita da un mezzo in transito che poi è scappato via, quindi potrebbe essere davvero aperta la caccia al pirata della strada. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità e poi bambini e coronavirus con il dottor Martellossi. A tra poco. Buongiorno, ben ritrovati. Allora ci colleghiamo subito telefonicamente con il dottor Stefano Martellossi, direttore della pediatria di Treviso. Buongiorno direttore, grazie comunque per essersi collegato con noi. Buongiorno a lei telespettatori, mi scuso di questo disguido tecnico. Non si preoccupi, noi abbiamo alcune domande da farle, quindi procediamo. Senta direttore, il Paese si prepara ad una nuova stretta anche attraverso il nuovo DPCM. Sulla base dei dati che lei ha a disposizione sui bambini, dobbiamo preoccuparci? Allora, dobbiamo preoccuparsi certamente, dobbiamo preoccuparsi in generale, dobbiamo preoccuparsi perché purtroppo vediamo un lento incremento dei casi positivi e anche, come avete visto negli ultimi giorni, un lento incremento anche dei casi dei ricoveri. Per quanto riguarda i bambini, le novità sono che ci sono delle
suggestioni dell'ultimo mese che la variante inglese sia più infettiva e che sia anche più infettiva nei bambini e che quindi c'è questo rischio che i bambini possano essere, chiamiamolo così, portatori del virus. Per quanto riguarda invece, quindi questo è un problema ancora da appurare in maniera precisa, ma ci sono delle indicazioni che dicono che questo virus mutato circola più velocemente e quindi circola anche più velocemente in età pediatrica. Per quanto riguarda invece la malattia, diciamo così che in questo momento la variante non sembra essere più cattiva, non dare più morbilità e dal nostro punto di vista, dall'osservatorio ospedaliero, in questi giorni non abbiamo fortunatamente avuto un aumento di casi ricoverati, quindi la malattia continua ad essere a questo momento per la maggior parte asintomatica o paucisintomatica nei bambini, pochissimi casi di media gravità, però sembra aumentare il numero di soggetti positivi al virus in età pediatrica. Ecco, voi state osservando anche degli effetti, diciamo, post-Covid, no? Ne avevamo parlato assieme su alcuni bambini che hanno presentato delle infiammazioni agli organi. Ci sono nuovi casi? C'è qualche novità che possiamo dare? Ormai di questo, diciamo, sindrome MISC, sindrome infiammatoria, ne abbiamo sentito parlare molto. Il nostro ultimo caso risale a circa 2 settimane fa. In questo momento, fatta conto, non abbiamo nessun bambino fortunatamente ricoverato Covid positivo nella nostra zona dedicata del reparto. Il problema di questa infiammazione post-Covid è il vero problema pediatrico. Abbiamo avuto 7 casi ed è una manifestazione, diciamo, successiva all'infezione da iperattivazione del sistema immunitario che produce una tempesta citochimica, si liberano sostanze pro-infiammatorie e questa infiammazione può andare a colpire il cuore, il fegato, l'intestino, gli occhi, la pelle. Fortunatamente è una malattia che conosciamo, che si può curare, che nell'80-90% dei casi poi ha un decorso assolutamente favorevole. Quindi i casi rimangono isolati? Rimangono pochi, isolati, ne abbiamo avuto 7 casi da marzo ad oggi, e anche curabili nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi in questo momento il Covid, fortunatamente, l'ho detto 3 volte, ma è giusto che lo sentiamo forte per noi, per i nostri bambini, non si dimostra avere quell'aggressività nell'età pediatrica. Senta, direttore, c'è un'altra forma di aggressività forse che sta avendo il Covid sui bambini e sulle loro vite. Lei ci raccontava che il Covid sta stressando le vite dei bambini e delle loro famiglie e questo voi lo vedete. Come lo vedete? Come l'avete riscontrato? Sì, 2 cose. Intanto noi abbiamo una netta riduzione degli accessi in pronto soccorso e in reparto. Questa è dovuta in questo momento principalmente alla praticamente scomparsa di quelle che erano la causa maggiore poi di accesso al pronto soccorso e anche di ricovero nei bambini in questo periodo, che erano le malattie respiratorie, l'asma, la bronchite asmatiforme, la polmonite, che grazie alle misure di contenimento sono praticamente sparite. L'unico che continua a circolare, questo dimostra ancora la sua grossa capacità appunto infettiva, è il coronavirus. Il Covid. Quindi il nostro reparto è molto cambiato, abbiamo un po' meno ricoveri dovuto alle malattie, diciamo così, stagionali, okay? E invece è in aumento quelli che sono i ricoveri per situazioni, diciamo così, neuropsichiatriche. E qui arrivo, che hanno avuto un incremento di circa il 30%. E qui arrivo al punto, la parola aggressività è giusta, ormai è quasi un anno, anzi è un anno che i nostri bambini vivono in questa situazione. Vivono isolati, con una riduzione dei contatti sociali, sia intrafamiliari che con gli amici, con un difetto educazionale, perché per quanto la scuola si sia veramente impegnata in ogni modo per cercare di mantenere un programma di educazione, chiaramente sapete una cosa è la DAD, una cosa è la didattica in presenza, c'è una riduzione dell'attività fisica, diminuzione del confronto tra i pari, ci sono meno possibilità di riferirsi ad altre figure di riferimento dell'adulto che serve molto, e dall'altra parte i nostri bambini, ma come tutti noi in questi mesi abbiamo questi sentimenti di paura
di preoccupazione per la salute, molti bambini hanno avuto genitori o nonni ammalati, con un cambiamento totale dei modelli di vita. Senta, limitatamente alle disponibilità che abbiamo, no? Le libertà che insomma pare adesso si torni ad una nuova stretta, che consiglio si sente di dare alle famiglie? Allora, intanto di condividere. La preoccupazione non deve rimanere solo dei nostri bambini e ragazzi, devono sapere che questa situazione di preoccupazione c'è in tutto, è la condivisione. Secondo, vanno dati dei modelli di coping, come si dice, dei modelli di confronto positivi. Certo. Vanno molto, stressati i modelli positivi, le vaccinazioni, tutti quelli che si impegnano, tutto quello che stiamo facendo per cercare di risolvere questa drammatica situazione. Va mantenuti quelli che sono i ritmi giornalieri, quindi regolarità nell'alzarsi, fare scuola, non dormire durante il giorno, continuare a fare attività fisica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice 1 ora al giorno, pensate, e principalmente meglio all'aperto, quindi anche a casa, condividere le attività, i lavori di casa, condividere, andare in bicicletta, giocare. Cercare di ritrovare una routine che insomma il Covid ci ha imposto. Assolutamente una routine, ridurre per esempio il sonno durante il giorno, anche questo è un problema che si è visto, è come fosse un jet lag, ok? Un jet lag domestico, uno rimane chiuso in casa per un lungo periodo, si adatta a dei ritmi che poi non sono quelli della vita normale. E l'altra cosa anche è quello che purtroppo stiamo cominciando a sentire, non dare, come posso dire, non entrare nell'abitudine che questo è il modo di vivere, lo è in questo momento, siamo costretti a farlo, ma proporre dei ritmi, dei modelli di vita, speriamo che tra 6 mesi, 1 anno possiamo cominciare a rimodellare i nostri modelli di vita, dire che questa è una situazione transitoria, che i ragazzi questa è una fase. Non devono pensare che questa è la vita è altro. Siamo così per un momento di grave difficoltà, tutti assieme combatteremo e riusciremo. Messaggi positivi, stargli vicino, condividere, e se si dovessero vedere dei piccoli segnali, difficoltà d'addormentamento, irritabilità, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, bambino che ha il mal di pancia, la cefalea, ma su quello diventa poi, come posso dire, il sintomo su cui organizza tutto il giorno, tutta la sua giornata. In quel caso è utile anche rivolgersi al pediatra, rivolgersi agli specialisti per cercare anche di dare un aiuto, se possibile. Dottore, grazie, davvero grazie anche per la sua chiarezza, questi messaggi che insomma arrivano dritti, abbiamo bisogno esattamente di questo in questa fase. Grazie dottore, buon lavoro a lei e alla sua squadra. Stefano Martellosti, direttore di pediatria di Treviso, al Cafoncello. Arrivederci. Arrivederci a voi telespettatori, arrivederci. Arrivederci, allora adesso ci colleghiamo subito con Don Dante Carraro, Medici con l'Africa QAM. Don Dante, ci perdoni se l'abbiamo fatta attendere, abbiamo avuto dei problemi di collegamento. In apertura di questa edizione abbiamo fatto vedere alcune immagini dei funerali del carabiniere Vittorio Iacovacci, dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio. Andiamo dritti al punto, lei l'Africa la conosce bene. Era una situazione pericolosa quella, secondo lei, Don Dante? C'era qualcosa in più che si poteva fare, forse non è stato fatto? Che sia pericolosa quell'area lì, lo si sa, lo sanno tutti, per 2 motivi. Uno, perché ci sono state qualche anno fa delle tensioni etniche che hanno portato, penso al 94, all'eccidio del Ruanda, lo scontro terribile tra Hutu e Tutsi. Questa sembra che sia una falange di Hutu estremisti che non riescono e non vogliono l'attuale regime Tutsi al governo in Ruanda, presieduto dal presidente Paul Kagame. E c'è quindi un motivo politico che nasce da una storia purtroppo degli ultimi 20-30 anni. E poi c'è il tema delle materie prime, perché quella là è un'area ricchissima di
cobalto, di rame, di coltan, oro, e quindi c'è un interesse fortissimo di gruppi locali e finanziati dalle grandi multinazionali internazionali. Quindi è un'area a rischio, lo si sapeva. Se hanno deciso di andare con un 3-4 macchine, sembra, del World Food Program, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, vuol dire che pensavano che potesse essere sufficiente. Col senno di poi in quell'area là, insomma, bisognava probabilmente andare più protetti, ecco, perché sono fuori legge, cioè non sono codificati, sono 70 gruppi che vanno in tutta quell'area là del lago Kivu, che mette insieme un po' l'Uganda, un po' il Ruanda, poi il Burundi, il Congo dall'altra parte, con queste tensioni sotto. Come si riesce a fare, Don Dante, quello che fate voi? Cioè, come si riesce a portare pace, a portare cure, a portare soprattutto competenze in territori così, dove esiste questo contrasto, questa necessità di tornare alla vita e di creare sviluppo e avere comunque a che fare con gruppi di ribelli che continuano a impedire che questo possa avvenire? Allora, in quell'area là specifica, proprio per le caratteristiche che ho detto e per la storia di cui dicevo, allo stato attuale non è possibile fare sviluppo. Quello che si può fare sono interventi di emergenza molto focalizzati. L'ambasciatore stava andando a vedere una scuola che cercava di funzionare e i bambini avevano bisogno di cibo, e il World Food Program dava del cibo a questa scolaresca, a questo gruppo di classi che c'erano. Ma tutti sanno, operatori come noi, che in quell'area lì o fai interventi di emergenza, ma non è possibile per esempio fare sviluppo. Cosa vuol dire sviluppo? Vuol dire per esempio aprire un ospedale di quelli rurali, classici africani, e con una scuola vicina magari per infermiere, osteti. In quell'area là è impossibile, perché è troppo alto il livello di insicurezza. Come è stata accolta Don Dante dai suoi uomini? Mi viene da chiamarli così, la squadra meravigliosa di angeli, medici e operatori che operano con i medici con l'Africa QAM da anni in Africa. Come è stata accolta? È stata accolta con un grande dolore, perché tutti noi, in maniera anche se indiretta, conoscevamo l'ambasciatore Attanasio, perché è famoso un po' per questo cuore grande che ha sempre avuto da quando era anche in altri paesi, però dall'altra ha allertato la consapevolezza, di un'attenzione che abbiamo anche noi, ovviamente, le nostre regole di sicurezza molto chiare, un responsabile, va salvaguardato questo aspetto, però anche dall'altra sottolineare un aspetto per noi tanto importante, che è quel con l'Africa. Cosa vuol dire il con? Vuol dire che quando tu inizi a lavorare in un territorio devi essere profondamente connesso con le istituzioni, i villaggi, le comunità, perché se tu sei ben inserito è la gente che ti avvisa quando quel posto là, quell'area là è pericolosa, e te lo dice: andate il mese prossimo, non andate questo mese, perché adesso hanno ammazzato delle vacche, bisogna stare attenti, non si può, c'è stata una ruberia, hanno sparato. Ecco, sono loro che ti informano. Quel con è anche, oltre uno stile di lavoro, anche qualcosa che protegge particolarmente chi è sul campo, perché la comunità ti sente parte di quel contesto. Ecco, forse noi che siamo abituati al campo, a quell'ultimo miglio, siamo forse un po' più, fra virgolette, attrezzati rispetto a un'agenzia delle Nazioni Unite che magari è meno attrezzata su questo. Ecco. Dove siete in questo momento, Don Dante, voi con i vostri medici? Noi attualmente siamo in 8 paesi dell'Africa subsahariana, in Ruanda ci siamo stati fino a qualche anno fa
dove avevamo una scuola, però non nella zona del Kivu, un po' più all'interno. Poi Ruanda negli ultimi 10 anni è un paese che è cresciuto molto, questo è anche a contrasto con questi guerriglieri che sono più poveri o comunque vogliono di più, e dall'altra i Tutsi, il governo ruandese, che invece sta bene. Così però confiniamo con il Congo, in Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, paesi come l'Uganda, anche l'Uganda che è presente, siamo presenti in Angola, che è la parte sotto della regione del Kivu, quindi siamo nell'Africa nera. I paesi più relativamente stabili sono attualmente Mozambico, Tanzania, Uganda. Gli altri paesi sono anche quelli instabili, però devo dire non con un livello di insicurezza come quello che c'è nel lago Kivu. Noi abbiamo avuto molte richieste di andare a lavorare proprio nel lago Kivu. Allo stato attuale non per noi abbiamo giudicato dobbiamo fare un intervento di emergenza, ecco, questo è il cambio di prospettiva. E allora quando c'è un intervento di emergenza vai là, fai 3 mesi, intervieni per una necessità, magari scoppia il colera, ma non un progetti a medio e lungo termine, perché è talmente alto il livello di sicurezza che non è praticabile. Ecco, lì servono i corpi speciali, voglio dire, ecco, è il motivo per cui è pieno di soldati delle Nazioni Unite. Senta, Don Dante, noi siamo in attesa di collegarci con Zaia, quindi lei mi dovrà perdonare se poi bruscamente in qualche modo chiuderemo il collegamento, ma vorrei approfittare della sua presenza per fare un passo in là. Il coronavirus in Africa, come sta impattando la pandemia in questi popoli così poveri, e i vaccini secondo lei quando potranno arrivare a queste popolazioni? Cerco di essere conciso nelle risposte perché è la nostra vita quotidiana riassumerla, però ci mancherebbe. Dico il Covid, l'impatto che ha avuto è stato determinare, a causa della paura, a causa dei blocchi di trasporto, a causa del blocco degli assembramenti, per cui le nostre attività anche comunitarie non possono essere fatte per prevenire eventuali problemi, un crollo dell'accesso delle persone che vengono in ospedale. Quindi un crollo dei pazienti, 30% in meno di mamme incinte che vengono a farci visitare, 30% in meno, grosso modo, la media dei 23 ospedali negli 8 paesi, la media di questa qua è 30% in meno, di mamme che vengono a partorire in ospedale, quindi hai il problema del neonato che li perdi, e la mamma che se si complica e ha bisogno magari di un cesareo o di una trasfusione di sangue, non la puoi fare, quindi la perdi. Ma assieme alle mamme e ai bambini pensiamo al tema dei malati di HIV, i diabetici, i tubercolotici che hanno bisogno di terapie quotidiane. Noi li stiamo perdendo, un 30% in meno. Questo ci sta preoccupando tantissimo, perché vuol dire tornare indietro di 10-15 anni rispetto alla situazione dell'anno scorso. Ecco, questo è il vero problema del Covid. Quando arriveranno i vaccini secondo lei, Don Dante? I vaccini stanno cominciando ad arrivare, pochi, di varia natura. In Mozambico ieri è la notizia di ieri che sono arrivato uno stock di un tot mila, adesso il numero preciso non lo sappiamo perché è una notizia proprio fresca di ieri sera, i primi vaccini cinesi in Mozambico, così come dall'altra parte in Sierra Leone sono arrivati vaccini invece sembrano regolari del COVAX, questa entità internazionale che cura la distribuzione dei vaccini, almeno i vaccini standard, che vuol dire AstraZeneca in particolare, perché il Pfizer è impossibile perché 70 gradi sotto zero in Africa è impossibile, eccetera. E anche ecco, quindi stanno cominciando ad arrivare. Noi siamo pronti, domani o lunedì al massimo lanceremo la nostra campagna per un vaccino anche per il continente africano. Non c'è alcun dubbio che la pandemia è globale, la risposta deve essere globale. Quindi anche il tema vaccinale, se vogliamo essere da una parte solidari, ma dall'altra anche sicuri, per mettere in sicurezza anche i nostri paesi, anche i nostri continenti, anche il continente africano va salvaguardato e va vaccinato. Noi siamo presenti sul campo, il nostro impegno è quello di, mi viene da dire così, di trasformare la dose del vaccino, trasformarla in vaccino vero. Cosa vuol dire? Portare quella dose vaccinale dalla capitale che arriva con la nave
portarla poi, stoccarla, conservarla a temperatura adeguata, trasportarla poi nei centri sanitari periferici, ospedali, centri sanitari, punti vaccinali, formare il personale, sensibilizzare la comunità attorno al grande valore del vaccino. Questo è il nostro compito. Ripeto, domani o lunedì al massimo lanceremo questa nostra campagna, che vuol dire un vaccino anche per queste persone, insomma, per il continente africano. Grazie Don Dante di averla anticipata a noi, allora, no? che sicuramente appunto la racconteremo e comunicheremo, cercheremo di diffondere con i nostri mezzi proprio questo messaggio importante, perché giustamente, come dice lei, la pandemia è globale, ma insomma mi sembra anche che con il nuovo esecutivo Draghi e il G7 che c'è stato, questo è l'obiettivo: aiutare tutti e far arrivare il vaccino davvero a tutti, perché appunto la pandemia è globale. Grazie Don Dante Carraro per essere stato con noi. Grazie a tutti voi e grazie della vicinanza. E grazie alla grande squadra di medici che anche lei sta rappresentando in questo momento. Buon lavoro. Grazie, buona giornata. Ecco, avete sentito Don Dante Carraro, Medici con l'Africa QAM, la sede a Padova, ma operano in 7 località dell'Africa per portare cure, ma soprattutto per portare competenze. Insegnano ai medici come aiutare le donne a partorire, hanno portato anche macchinari, hanno portato presidi e dispositivi medici, quindi davvero il grande braccio di solidarietà che parte dal Veneto per arrivare direttamente in Africa. Noi siamo in attesa di ascoltare il nuovo punto stampa del Presidente Luca Zaia. Siamo un po' in ritardo, sì, sono le 12:40, solitamente inizia alle 12:30, ma insomma evidentemente staranno discutendo dietro le quinte, perché come vi ho anticipato questa mattina è in corso il vertice tra le regioni e il governo presieduto dal Ministro alla Salute Speranza, il Ministro per i rapporti con le regioni Maria Stella Gelmini, per gettare le basi di quello che sarà il DPCM che descriverà la nostra vita, i limiti delle nostre vite, almeno fino al dopo Pasqua. Allora, finché non arriva il governatore Zaia, vi do un'altra notizia di cronaca molto importante, perché è in corso dalle prime luci dell'alba a Padova un blitz della polizia nei confronti di un'organizzazione che avrebbe gestito un traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, quindi vi parliamo di droga. I poliziotti, in collaborazione con personale della questura di Modena, reparto prevenzione anticrimine del Veneto, stanno eseguendo 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 3 divieti di dimora e un arresto in flagranza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, coinvolgono immigrati di paesi arabi già coinvolti in precedenti indagini relative al traffico di stupefacenti. Avrebbero messo in piedi un'organizzazione stringendo un'alleanza con cittadini albanesi, continuando così a gestire lo spazio di droga nel capoluogo euganeo. Dunque questo è un nuovo colpo alla rete di spaccio di droga del Padovano e non solo, di tutto il Veneto. E questa è la notizia che vi volevo dare. Vediamo se, eccola qui, allora il nostro operatore, probabilmente Sandro Ponchio, è già lì a Marghera all'unità di crisi. Vedete, ormai è l'immagine che siamo abituati a vedere quotidianamente per attendere le novità del giorno, ma anche capire se ci sono stati o meno nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri. Allora, mentre attendiamo l'arrivo del governatore Zaia, vi faccio vedere un servizio realizzato dalla redazione di Treviso che parla proprio di vaccinazioni, questa volta alle forze dell'ordine. Un altro presidio importantissimo sul territorio, un'altra categoria essenziale. Allora, vediamo il servizio. Ovviamente, se dovesse arrivare il presidente Zaia, fermeremo il servizio per dare a lui la linea. Non ero per niente preoccupato, anzi rassicurato da tutta l'organizzazione e da quanto ha fatto la Polizia di Stato per ottenere questo risultato in collaborazione con la ULSS. Vincenzo è stato il primo vaccinato di oggi tra le forze dell'ordine convocate nella struttura realizzata all'interno del bocciodromo di Villorba. Primo tra il personale della Polizia di Stato, ma anche primo di un nuovo sistema gestionale sperimentato qui dall'ULSS 2. Abbiamo separato chi fa l'anamnesi da chi invece somministra il vaccino, in maniera tale che
risparmiamo in questo modo, vengono impiegati un po' meno infermieri che possono essere quindi poi dedicati ad altre sedute in altre sedi. Questo permetterà di organizzare altri centri vaccinali oppure di dare un po' di respiro al personale sanitario costantemente sotto pressione. Oltre 200 i convocati che qui hanno risposto alle domande dei medici inviati direttamente dalla struttura del commissario Arcuri per poi sottoporsi. Ecco, c'è il presidente Zaia. Abbiamo avuto una videoconferenza importante con il governo, dopo vi dico. Recupererei subito con il bollettino in modo tale che andiamo via spediti poi e vi lascio più spazio anche per le domande. Abbiamo passato i 4 milioni di tamponi molecolari, i 3 milioni 137 mila di rapidi. Totale ad oggi, pensate, abbiamo fatto 7 milioni 146 mila 122 tamponi, test, 7 milioni 146 mila 122, la somma di questi due. Nelle ultime 24 ore abbiamo intercettato con i nostri test 1304 positivi. Questi 1304 positivi su 47.356 tamponi, 47.356 tamponi, ci danno un'incidenza percentuale del positivo sul totale dei tamponi del 2,75%. Numero positivi totali sono 330.227. Numero positivi di oggi, ad oggi, presenti 22.949, sono 23.000 positivi sostanzialmente in Veneto. I ricoveri, il totale di ricoveri sono 1.351 persone ricoverate in questo momento. Considerate che queste sono persone ricoverate positive e negativizzate. Le 1.351 sono così distribuite: 134 in terapia intensiva, più 2, ecco, dei 134 106 sono positivi, e poi ne abbiamo 1.217 in area non critica, meno 30, quindi un buon dato di deospedalizzazione. I morti sono 9.791 più 28 e i dimessi sono 15.848 dall'inizio, ovviamente, no? Se vi interessa, nelle ultime 24 ore sono state dimesse 73 persone. Allora, piccolo ragionamento che poi va a bomba su quello che abbiamo discusso stamattina in riunione. Lo diceva il Ministro Speranza questa mattina, ma è una preoccupazione diffusa e non è la volontà di far qui, di tenere posizioni tragiche o troppo, come si dice, ottimistiche. È la volontà, facendo noi un punto stampa tutti i giorni, di parlare con obiettività del bollettino di giornata. Se guardiamo i dati del Veneto, noi tranne una giornata che è quella dell'altro ieri, dal 1° gennaio ad oggi abbiamo sempre calato. E stiamo calando, anche oggi vedete 30 persone in meno nell'area non critica, che non sono poca cosa, perché comunque è un calo continuo e inesorabile. Vedremo fino a quando è inesorabile. Se guardiamo invece i positivi, vediamo che la percentuale che all'inizio era molto più entusiasmante, che era quella dell'1, l'1,4, l'1,5%, è già arrivata quasi al 3%. Se facessi un ragionamento guardando se avessi il grafico delle percentuali delle incidenze, l'abbiamo raddoppiato o quasi raddoppiato. Sono sempre numeri piccoli, intendiamoci, sarebbe da far firma averli così, però comunque c'è una tendenza all'aumento dei positivi. Siamo passati da 600 positivi al giorno a 1300, se guardate con attenzione. Guardo l'R-Conti. Eravamo arrivati a sotto 0,60, adesso non mi ricordo più il dato, oggi abbiamo 0,91, 0,92 più o meno.
insomma siamo sullo 0,90, 0,91, insomma sopra lo 0,90. Il che ci dice sono piccoli campanelli d'allarme che sono in linea con quello che sta accadendo a livello nazionale. Di certo noi abbiamo una situazione che si può considerare buona rispetto a quello che sta accadendo in giro per le regioni. Penso all'Emilia Romagna con Bologna, piuttosto che all'Umbria in generale, o la provincia di Brescia e l'Abruzzo, brava, e altre realtà. Insomma, io ho parlato con tutti i governatori. È pur vero che noi abbiamo avuto questo comportamento anticiclico, no? Quando tutti calavano noi crescevamo, perché questo bisogna ricordarlo. Io mi ricordo i colleghi che a dicembre mi guardavano e dicevano: ma cosa sta succedendo in Veneto? Ci siete solo voi? Noi del Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Fra l'altro il Friuli Venezia Giulia ha iniziato a calare 10 giorni dopo di noi, non è calato subito ai primi di gennaio. Quindi di preoccupazione ce n'è. Primo perché dal punto di vista sanitario noi dobbiamo evitare di tornare a creare pressione ospedaliera. 2, perché voglio ricordarvi che con i parametri di oggi RCT 1 si va in zona arancione, che è un po' quello che sta accadendo in giro per l'Italia, e vorrebbe dire ancora chiusure, vorrebbe dire ancora restrizioni. Non dipende da noi, sono parametri nazionali. Cosa ho chiesto oggi al governo? Sicuramente ho chiesto cosa è successo? C'è il logo rovescio. Sì, ho visto. Ma perché si rovescia sempre? Perché l'IM è troppo sensibile. Scusa? L'IM è troppo sensibile e il contatto... Allora bisogna dire sta un po' più avanti. Venga più avanti. Grazie mille. Sì, ma prego? Potenza delle mani. No, tranquillo. No, stavo pensando che ieri sera mi sono accorto del logo rovesciato, dico tutta immagine tutta la giornata, dovete prendere solo quello con il logo rovesciato. È una mancanza di rispetto nei confronti del leone. Non sarà mio, io l'ho scoperto da lì, ho guardato TV e ho detto cosa sta succedendo. Allora dicevo, le richieste che ho fatto, allora, sui temi, se ci sono misure, l'abbiamo chiesto, fra l'altro anche i colleghi poi hanno condiviso questa richiesta, è bene che la realtà scientifica che è rappresentata dall'Istituto Superiore di Sanità e dal CTS indichino al Ministro le eventuali misure territoriali e il Ministro poi chiederà di adottarle d'intesa. Quindi si rispetta da un lato l'autonomia del territorio, che potrebbe dire io non ti do l'intesa perché penso che siano delle sciocchezze, però è pur vero che ci vuole un fondamento giuridico. Vorrei ricordarvi che la Corte Costituzionale ha detto che le misure non possono essere accolte, o meglio decise a livello territoriale. C'è una sentenza di poche ore fa che capite che è una sentenza che non è da poco, cioè vuol dire che tu ti porti in pancia delle decisioni che chiunque poi potrebbe contestarti o dichiararsi anche parte lesa e chiederti danni. Vi ricordate il famoso dibattito di dicembre, novembre, ma è zona gialla, ma dovreste farla rossa, dovreste fare il lockdown. Alla fine anche la Corte Costituzionale ci dà ragione, quando io dicevo guardate che l'indirizzo deve essere nazionale e rispettoso delle regole. Questo è il primo. Secondo aspetto, ho chiesto che il CTS si esprima, quindi ho chiesto ufficialmente, questo lo potete scrivere senza problemi, che il CTS si esprima formalmente, pubblicamente, e quindi ci renda note le sue determinazioni rispetto all'apertura delle scuole. Allora, quando lo dicevamo noi, vi ricordate, no? Noi non abbiamo aperto le scuole il 7 di gennaio e siamo stati definiti come quelli con l'anello al naso, perché ormai era un totem, no? Se apri la scuola, sei uno intelligente che ha letto i libri, se non la aprivi il 7 gennaio eri uno che non aveva capito nulla della vita. Allora, siccome la scuola è una realtà sacra, e io vi ricordate quando ho firmato l'ordinanza, ho detto guardate che è una sconfitta firmare un'ordinanza di chiusura della scuola, è sacra, c'è una sacralità, è la sublimazione di quello che è la formazione dei nostri ragazzi, della cultura, di tutto quello che volete,
ma se la guardiamo meramente dal punto di vista epidemiologico, cioè il gruppo di persone che stanno in una stanza, mi fermo lì, cioè CTS deve dirmi per quale motivo altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no, ma non perché io ce l'abbia con la scuola, perché non vorrei mai che accadesse, che ci scappa di mano la situazione dal punto di vista sanitario. Vi ricordate quante volte vi ho detto guardate che la letteratura internazionale è chiara sul tema del rischio della scuola? È venuto qui il professor Palù a dirlo anche, tra i tanti, ma l'ho detto anche il professor Ricciardi, l'ho detto il professor Burioni. Allora, alla luce di tutto questo è bene che si faccia chiarezza e che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Noi non siamo nelle condizioni di esprimere una considerazione, perché i dati epidemiologici e il rischio epidemiologico e di contagio ce lo ha il Comitato Tecnico Scientifico. Quindi ho chiesto formalmente che venga subito fatto un parere rispetto a questo, in modo tale che ogni regione valuterà il parere. Perché inutile sta qui poi fra un mese a piangere perché ci è scappata di mano la situazione, perché dovremmo magari, oltre a chiedere ancora un sacrificio immane ai nostri operatori, magari dovremmo cominciare anche a caricare qualche paziente e portarlo fuori regione perché magari non c'è il letto in terapia intensiva o non puoi più curare, perché si sta presto ad arrivare alla saturazione. Avete visto con che velocità crescono i pazienti. Ecco, vorrei dirvi una roba, è uscito uno studio, non so se qualcuno lo ha visto. È uno studio, se non ricordo male, inglese, perché non leggo talmente tante queste robe, che spiega in maniera molto banale il perché la variante inglese crea più problemi. Allora, dato come assunto che non dà, diciamo, manifestazioni patologiche diverse o complicanze maggiori rispetto all'altra, lo fa in maniera molto semplice. L'altra dice si accende e si spegne, la fase, diciamo, virulenta del contagio e della carica virale si accende in poco più di 8 giorni. Cioè tu diventi, come si può dire, il virus sono stati testati per dei pazienti sapendo quali avevano l'inglese. Dico, il virus te lo trovo al tampone molecolare e te lo intercetto per 8 giorni successivi mediamente. Dopodiché si spegne, un on-off. La variante inglese si spegne dopo il 13° giorno. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che ho 5 giorni in più di effettività. Vuol dire che se sono davanti a un asintomatico, all'8° giorno c'è l'off se è una variante normale, se è il virus che conosciamo. Se è l'inglese, continua per altri 5 giorni a infettare. Per questo diventa esponenziale questo problema. Questo è quello che ho letto io. È una spiegazione che si dà. E mi sembra che il campione fosse di 64 pazienti, una roba del genere, una piccola sperimentazione, però hanno dimostrato che l'on-off ha una durata in più di 5 giorni, 13 giorni,2. È una fase di contagi diversa e quindi dobbiamo cambiare un po' il nostro schema di gioco, se è brutto da definire così, piano di lavoro, perché non possiamo pensare che abbiamo capito che non è più la fase 1, abbiamo capito che sta accadendo qualcosa in maniera molto più repentina, forse dato dal fatto che c'è più possibilità di contagiosità, anzi per quello, e quindi noi abbiamo necessità di essere più performanti. Ho chiesto anche una cosa fondamentale, ve le dico io perché poi vedo le indiscrezioni delle agenzie, è meglio che ve le dica io. E sono convinto che a livello nazionale si debba tornare a fare una campagna di comunicazione, di informazione e di coinvolgimento dei cittadini su questa partita, perché alla fine i cittadini sentono sempre parlare, ma i cittadini devono essere informati, perché sennò torniamo al vecchio principio che diventa il problema dell'ospedale. Non banalizziamo l'idea, che il concetto magari farà sorridere, che noi cittadini abbiamo familiarizzato con questo virus, e non pesa poco nella politica di sanità pubblica l'avere la controparte, cioè l'ospite che comunque, cioè, capiti, cioè, ti avvicini all'acqua calda, ma se capisci che ti scotti solo se ci metti dentro tutta la mano, oppure stando vicino, toccando per poco non ti scotti, ma se qualcuno ti spiega guarda che comunque c'è il rischio veramente ancora di ustionarsi, non è calda come quella di prima o più di prima, allora uno dice, cioè, quindi anche una campagna di comunicazione. C'è poi l'ACDC
Guarda, c'ho ancora gli appunti che mi sono segnato prima. Cioè, l'ACDC e quindi l'organismo europeo ieri ve lo diceva, e quindi ho chiesto al Ministro, ma è possibile che non riusciamo ad avere una circolare che ad esempio ci dica che chi ha avuto il virus, sono 328.000 i positivi del Veneto, noti e vivi. Possibile che chi si sottopone a vaccinazione, visto che l'ACDC dice che basta una dose, non due, non lo si riesca a fare, perché io risparmio 328.000 dosi, proprio vuoto per pieno, no? Ne faccio una sola, non due. Una circolare in cui il Ministro dica che basta una dose? Applicare le direttive delle CDC per i cosi. Poi l'altro aspetto, quelli che hanno avuto il virus. E poi ho richiesto che si vada a valutare l'opportunità, e guardate qui, lo dico in punta di piedi perché io non sono un esperto, l'opportunità diciamo scientifica e se volete anche organizzativa di pensare anche nella ristrettezza delle dosi se è più dal punto di vista sanitario conveniente fare una dose a tutti o fare 2 dosi a pochi. Sapete, ci sono dei paesi, l'abbiamo detto anche ieri, tipo la Gran Bretagna, che ha fatto questa scelta, quindi quando voi vedete che gli inglesi sono vaccinati per il 22% della popolazione, se hanno fatto tutti una dose è come se avessero vaccinati l'11%. Però capite, siccome i recenti studi, pensate su AstraZeneca, dimostrano che dilatare il tempo tra la prima e la seconda dose ha aumentato la copertura anticorpale, non è più del 55%, ma parlo quasi del 90%, parlano di performance simili a quelle degli altri due, allora capite che questo discorso fila. Ultima roba che ho detto, guardate, li sappiamo tutti le contestazioni sui fai da te. Però ragazzi, uno che si fa un fai da te probabilmente nel 99% dei casi non si sarebbe fatto nulla. E io non faccio il promotore commerciale, io dico semplicemente una cosa, che tu puoi dirmi quello che vuoi, ma anche nell'ottica di riaprire, di gestire meglio, penso che un ristorante col fai da te rispetto a un ristorante senza fai da te sia meglio il ristorante col fai da te. Sto parlando del test, cosa che accade in giro per l'Europa e nel mondo. Allora c'è la contestazione del contact tracing che se ne va. Io non sono convinto di questo, perché chi si fa il fai da te, se risultasse positivo, vorrei capire, fatto 100, quanti prendono il test, lo buttano via e non aprono bocca. Penso che la stragrande maggioranza correrebbe subito a chiamare un medico e capire cosa deve fare. La stragrande maggioranza metterebbe in sicurezza i suoi conviventi. La stragrande maggioranza si metterebbe in quarantena. E capite che è una forma anche questa indiretta di tutela. È ovvio, se potessimo fare il tampone molecolare, quanti ne vogliamo tutti i giorni, ma ve l'abbiamo già detto, ve l'ha detto anche il dottor Flor, noi abbiamo una potenzialità che è di 22.000 tamponi al giorno, non riusciamo ad andare oltre. Questo è, c'è un tema, c'è un limite di personale, c'è un limite di turni, di logistica, perché il tampone va raccolto, va conservato, va portato. E tanto è vero che avete visto il gran lavoro che è stato fatto con i test rapidi. Se guardate, 4 milioni test molecolari, 3 milioni 7 o 9 i test rapidi, ma hanno dato un impulso allo screening da paura. Basta, io non aggiungo altro, dico che non dobbiamo abbassare la guardia. Fra l'altro giustamente dei cittadini mi dicono, ma lei dice sempre, dà le indicazioni. Sì, le indicazioni sono usare la mascherina, igiene delle mani, distanza, e qualcuno mi ha detto, ma perché non ricorda anche di cambiare la mascherina ogni tanto? Perché giustamente magari c'è chi ormai la utilizza solo per non prendere la multa piuttosto che per protezione, perché alcuni effettivamente la mascherina è bella l'immagine, ho visto un giorno, non dico dove, l'ho vista appese ad asciugare, vabbè, ok, però sappiamo che lo dobbiamo dire anche a tutela della salute dei cittadini, che andrebbe anche cambiata la mascherina, tutto qua, insomma, nel rispetto di tutti i problemi che ci sono, perché anche comprare una mascherina è un costo, e quindi mi rendo conto che per alcuni magari c'è qualche difficoltà. Fra l'altro l'ho già detto, se non ricordo male, che Fabio Franceschi graficamente ci ha regalato per, diciamo, i bisognosi 1 milione di mascherine chirurgiche, perché adesso fa mascherine chirurgiche, ha avuto un'evoluzione, e quindi anche questo è un bel segnale che ringrazio, anzi faccio appello, visto so che Fabio ci segue, se ne ha ancora, noi le distribuiamo tramite la protezione civile a chi ne ha bisogno. Grazie.
A sto punto io farei prima facciamo un giro così, dai. Nicolussi Moro, Salmaso e giriamo così, dai, in senso orario, lo volevi far subito? Fai prima le signore. Allora, bravo Albino. Allora, Nicolussi, Angela, Moscati e poi gli uomini, maschi. Bene. Buongiorno. Buongiorno. Allora, no, vabbè, faccio due. A me interessano due cose. Da Nicolussi devo dire di solito, ne fa parecchie. Vabbè, ne farò solo due allora. Ma due e io ti rispondo velocemente. Perfetto. Allora, interessa molto il discorso, anche ieri il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi ha detto che ha presentato al governo una lista di aziende farmaceutiche, tra cui anche venete, che potrebbero aiutare la produzione dei vaccini. Volevo capire se ne avete parlato stamattina e se ci sono novità, perché continuiamo a dirlo, però poi non ci arrivano allora, penso di essere tra i primi ad averne parlato ancora forse un mese, 2, 3 fa. Cioè, è naturale che in un territorio delle partite IVA, delle grandi industrie farmaceutiche, fra l'altro certificate al punto tale che possono fare i vaccini, e ricordiamolo perché non è una roba da poco, non è solo chimica e farmaceutica, qua abbiamo le certificazioni. Si speri che con un'azione propulsiva da parte del governo si possano creare le condizioni. Di certo non posso io prendere, cioè io a dire la verità ci ho anche tentato, ma poi diventa un rapporto tra privati. Certo è, con l'autorevolezza del Presidente del Consiglio si spera che ci sia una ricaduta territoriale. Che poi è una questione di licenze, di autorizzazione, insomma, ma insomma, in un momento di emergenza come questa servono i vaccini, punto. Ci sono delle aziende del territorio che hanno manifestato alla Regione la loro disponibilità? Allora, noi non abbiamo avuto contatti, so che Veneto Sviluppo ha avuto dei contatti, però non so qualificarli. Neanche quantificarli? No, qualificarli. Cioè, no, non so. Ho capito, dico, ma ho avuto 2 o 3 contatti. Non lo so. No, perché poi sapete, è inutile vantarsi di cose che non sono meriti nostri. Cioè, qui c'è un incontro tra due privati, no? Il produttore licenziatario che è il brevetto e chi comunque potrebbe diventare un subcontractor, ad esempio, no? Questa è la vera sfida. Ma da fin dal primo giorno i nostri sono bravi, sono eccezionali i nostri industriali del farmaco, io spero che riescano a trovare la quadra. Noi ci siamo se serve qualcosa, con i limiti che ha la Regione, che non è che tracimano le risorse, però ci siamo. Ecco, l'altra cosa, sulla proposta del Veneto al Ministro Speranza di prendere in considerazione la dose unica per chi ha già avuto il virus, volevo capire se è stata data una risposta oppure, siccome ci sono due... Ecco, sì, il Ministro ha accennato una risposta. Cosa ha detto? Guarda, io faccio un'estrema sintesi e spero anche di farla bene. Sì, ma di fatto lo ha detto, penso anche di averla capita bene, che stavano lavorando ovviamente i tecnici, perché qui non è roba da amministratori, a questa possibilità e non escludendo il fatto che si possano avere un tot di mesi dal contagio, no? Perché mi rendo conto che uno l'ha avuto 6 mesi, no? Mi rendo conto che uno che l'ha avuto a febbraio probabilmente magari ce li ha, ma magari ce n'è anche pochi di anticorpi. Quindi ha confermato che ci stanno lavorando. Questo è importante. Ok, l'ultima cosa, visto che... Sono 3? Lo so, ma questa è rapidissima, proprio una cosa numerica. Ti rispondo ancora no. No, devo ancora fare. Ah, ma io ho già fatto la risposta. Un attimo, sarò rapidissima. Siccome tutte le regioni ci hanno detto che effettivamente, oltre al fatto che ci si sta avvicinando a 1, c'è anche la possibilità che di nuovo venga rivisto l'RT per il passaggio sia in zona arancione che in zona rossa e venga abbassato di nuovo. Ecco, volevo capire questo. Non ci sono novità, ancora no. Ok, perfetto, finito. Visto? Ho detto veloce. Prego. No, pensavo mi chiedessi i direttori generali. Potrei farlo io però. Cioè, come li hai già fatti? Ah sì? No, siccome hai tanto da fare, Presidente. Ne ha già messi 9 in pagina con la fotografia. Ma io quando vedo quelle pagine penso sempre a quando ero bambino. Ho tentato. Vi ricordate che c'erano le figurine Panini? Ci sono ancora? Non so. Ci sono ancora. E c'era sempre dei miei amici che avevano sempre le figurine sbagliate che non mi servivano. E invece io ho sempre quelle giuste. Vabbè, mi sa che te ne ho sbagliate tante. Avrò tante sorprese. Ma io mi correggo volentieri.
Angela Federiva, Il Gazzettino. Grazie. Alcune anche clamorosamente sbagliate. Ma io spero di aver... Dell'album dell'anno scorso, secondo me. Guarda, alcune spero proprio di aver... Buongiorno Presidente, non parteciperò al gioco del cielo ce lo manca, ma quando almeno l'annuncio quando sarà? Entro il 28, come ho detto ieri. Vabbè, già non è lunedì allora, è già una notizia. Male che vada lunedì mattina, Allora siamo insomma. già al 1 marzo, vabbè, niente. Sappia che sono tutti gli staff in fibrillazione, a grande richiesta ci domandano Come i fagioli, giorni, se noi come ho detto ieri. Vabbè. Battute a parte, Presidente, sui test fai da te, dov'è l'incaglio? Perché eravamo rimasti alla presentazione Sì, degli noi dossier abbiamo... all'Istituto Superiore di Sanità. No. Sono fermi lì? No, e allora il dottor Rigoli mi ha informato ancora tempo fa che deve essere stata presentata la pratica la scorsa settimana, frutto di quello studio multicentri coinvolgendo il Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, mi sembra anche Mantova, l'Emilia Romagna, non Mantova, scusate, che è in Lombardia, e altre realtà. Però al di là di questo, cioè, usciamo un attimo da questa storia della prova lanciata da noi, eccetera. Ormai è cambiato il mondo rispetto a quel giorno, no? A quel giorno del primo test fai da te. Cioè, ci sono già sul mercato. Tanto è vero che oggi, pensate, l'Emilia Romagna ha per le farmacie un test in autosomministrazione con il tutor, no? Vigilato. Cioè il paziente va, fa il test e c'è qualcuno che guarda, c'è il farmacista che sovraintende, ma non lo fa. E le grandi multinazionali hanno ridotto lo stecco, non è più rinofaringeo. Vi ricordate il tampone, il molecolare che va in profondità o i test rapidi di prima generazione che vanno in profondità e resta in fossa nasale. Quindi quelli lì di fatto sono, nel momento in cui saranno autorizzati, diventeranno anche test fai da te. In Belgio, lo dicevo, si possono comprare in farmacia, negli Stati Uniti ormai è diffuso, per cui lo dico non per parlare dei test nostri, che uno può anche dire non li autorizziamo perché non va bene, cioè è stata una prova sperimentale che ha fatto Rigoli, lo dico perché comunque sta accadendo qualcosa nel mondo. E come lo dicevamo con i test rapidi prima, io dico attenzione, so di una multinazionale che ha presentato la richiesta di certificazione europea per un test fai da te, quindi bypassando addirittura gli stati membri, e quindi se passa a livello europeo vale per tutti e a quel punto andremo a comprarci quello della multinazionale. Ma giusto per capire, l'Istituto Superiore che deve ancora pronunciarsi? Penso che sia, non so se il DSS o il Ministero. L'Istituto Superiore di Sanità, una sezione apposta. Autosomministrazione si chiama la sezione. Perché siamo ancora fermi là, ok, va bene. Poi invece rispetto alle misure territoriali di cui parlava, intende misure sempre regionali o anche provinciali? Perché sappiamo che... Ma regionali o provinciali? Okay. Sì, nel territorio regionale, quindi tutte, anche comunali. Che tempi vi hanno prospettato adesso sul nuovo decreto appunto e la formulazione delle nuove restrizioni? Ma sembra ci siano due novità. Intanto che il decreto non arrivi, come sembra quasi sempre, anzi sempre accaduto 4 ore prima della sua pubblicazione. L'altra novità sulla quale giustamente il Presidente Bonaccini ha ribadito in più occasioni, tutti noi condividiamo, è che anche questa classificazione non arrivi il venerdì sera. Se hai i dati in mano il lunedì, il martedì, a casa mia se dice mercoledì sera già sappiamo come va a finire, perché capite che annunciare una zona arancione o rossa, che è già un dramma, il venerdì sera e dire che sabato non apre eccetera, cioè uno ha già magari riempito i magazzini del ristorante, del bar o le attività che subiscono di più, sempre nella speranza che questo non accada, però se mai dovesse accadere è meglio essere organizzati in maniera diversa rispetto a quello che è accaduto fino ad ora. Il Ministro Gelmini ha annunciato che in ogni caso l'entrata in vigore scatterebbe non più dalla domenica bensì dal lunedì proprio per tutelare le categorie. Sì, ma anticipando l'informazione giorni prima. Il che non avverrà però questa settimana, mi pare di capire, ormai siamo in corso. No, perché stiamo parlando sempre del nuovo DPCM. Appunto, però non vi hanno dato una tempistica da questo punto di vista. No, però il Ministro Gelmini devo evidenziare che fin dall'inizio è dichiarata disponibile al dialogo, infatti abbiamo un buon rapporto e anche un rapporto, come si vede, solido e che produce, nel senso che è produttivo, visto e considerato che il confronto c'è. Ok, e poi sempre per restare sul tema della sartorialità appunto delle misure che possono essere regionali o addirittura provinciali, state prendendo in considerazione quel nuovo R con T chiamato R Star con T, l'ha lanciato Agenas insieme all'Università di Trento? Non ne so nulla.
sta misurando in sostanza la propagazione del virus in termini di attualmente positivi, peraltro prevedendo per la prossima settimana anche in Veneto un calo, non un aumento. Non ne so nulla. D'accordo. No. Ma anche i colleghi, nessuno sa nulla di questa roba. Okay. Trattandosi dell'Agenzia per i Servizi Sanitari delle Regioni, che l'ha lanciato anche nel proprio sito internet, è visibile, insomma, è documentato. Va bene, poi avrò una domanda per l'assessore sulla tempistica delle vaccinazioni per fascia, una richiesta. Grazie. Moscati, Nuovo Terra. Sì, buongiorno Presidente. Sento, tornando sul discorso della scuola, lei aveva detto proprio a ridosso dell'apertura, no, che era il 1° di febbraio, aveva detto ci rivedremo, ne riparleremo a fine febbraio proprio per verificare come sono andate le cose. Alla luce di questi fatti, come lei stesso ha detto che vuole un parere del Comitato Tecnico Scientifico, mi sembra così che la risposta, voglio dire, l'osservazione che viene spontanea, cioè siccome l'unica vera e importante apertura che c'è stata è stata quella delle scuole e nel mese di febbraio sono passati i giorni giusti per un aggravarsi della situazione, mi sembra quasi una risposta già scritta, insomma, che ha influito notevolmente su questo. Lei cosa ne pensa? Tanto buongiorno. Prima roba è che io ricordo che le scuole si sono aperte, o meglio chi ha voluto aprirle, anche su sollecito di una determinazione del CTS che disse che le scuole si possono aprire in sicurezza. Quindi mi aspetto che adesso il CTS, per questo ho chiesto, ci dica che se c'è qualcosa di nuovo sotto il sole, perché non posso non rilevare. E ripeto, a me spiace parlare così, perché mi metto nei panni di chi la pensa come me e vorrebbe le scuole aperte e dice ma Zaia cosa vuol fare, ce l'ha con la scuola? No, però non posso non rilevare che tutti i miei colleghi che hanno aperto le scuole prima di me, a gennaio, le hanno richiuse. Penso all'Umbria, è un esempio eclatante, ma così altri, anche a macchia di leopardo, cioè lo stesso, anche noi ne stiamo chiudendo alcune, non so, cioè Farra di Soligo, un esempio, di 2 giorni fa è stato chiuso un plesso scolastico. Capite che se accade questo non è bene. E allora io dico, il CTS ci dice, guardate, per noi si possono tenere aperte, ma ce lo devono scrivere. Non è una sfida, ma cioè, ognuno fa il suo mestiere, cioè, non è che potete chiederlo a chi non vede tutti i numeri nazionali, non ha rapporti con la comunità scientifica internazionale. Noi non ci occupiamo di virus. In effetti balza all'occhio, perché voglio dire, le piste da sci per esempio non sono state mai aperte, dunque nessuno può dire se possono fare o meno danni, perché mai sono state aperte in questo anno. E invece la scuola è stata aperta e chiusa più volte proprio in base a questi andamenti, per cui mi sembra anche i dati che siano un po' scontati. Comunque, passando a un'altra domanda, lei ha detto giusto, finalmente abbiamo capito da questo studio cosa vuol dire che il virus inglese è più infettivo, più contagioso, scusi, non infettivo. No, ho fatto un esempio di uno studio che, con tutti i limiti di uno studio, mi perdoni, però dà un'idea, ad esempio dà una lettura rispetto al fatto dello spegnimento della fase di carica virale e quindi di possibilità di contagio rispetto a una variante che non sia inglese. Quindi lei dice in 8 giorni, da 0 a 8 giorni c'è lo spegnimento, invece dal momento in cui c'è l'inizio della fase di contagiosità 8 giorni, invece l'altro arriva a 13. Sì, ma infatti la gente, tutti chiedono, perché le domande che arrivano sempre, ma cosa vuol dire più contagioso? Ma è molto semplice. No, ma possiamo fare un esempio, ne prendiamo uno a caso, prendiamo che è presente la canna dell'acqua del giardino, quella che si utilizza per bagnare le piante, cioè uno ti metti davanti, se c'è uno spruzzo stai lì un secondo, ti bagni poco, 2 secondi ti bagni un po' di più, se stai lì un'ora, cioè, poi sta tranquillo che c'è anche il fango sotto i piedi. Ecco, e quindi se si spegne in 8 giorni
avrà un impatto inferiore dell'emissione della carica virale della variante inglese, come è scritto, che fa 13,2 giorni. Ecco, la domanda è, in quei giorni in più, siccome noi abbiamo gente in ospedale che si negativizza, però rimane grave o rimane in quei giorni di lasco che invece ci sono in più, non cambia niente riguardo alla gravità della malattia? Se è sintomatica rimane sintomatica? No, cambia qualcosa, perché è ovvio che l'impatto da un punto di vista proprio di organizzazione, tu sai che avrai dei pazienti, se è vero questo studio e sarà confermato, avrai dei pazienti che si negativizzano più lentamente, ad esempio potrebbe essere, oppure hai da un punto di vista di impatto, avrai la necessità di capire che se è vero che si negativizzano con più difficoltà in più giorni, ci sarà un impatto maggiore di gente che si positivizzerà perché avrà avuto contatti con degli asintomatici che restano, diciamo, infettanti per più giorni, e quindi di conseguenza statisticamente avremo cure domiciliari in aumento di più, accessi a PS di più, accessi all'ospedalizzazione in area non critica e terapie intensive. Ok, grazie. Prego. E dopo ho una domanda per l'assessore. Dopo vi lascio l'assessore. E allora ricominciamo con i colleghi. Allora, Salmaso, prego. Buongiorno Presidente, le volevo chiedere se durante la conferenza Stato-Regioni avete anche discusso la proposta che ieri l'assessore e vicepresidente della Giunta regionale della Lombardia ha formalizzato, che è quella di suddividere i vaccini sulla base della diffusione del contagio. Sì. Ecco, questa è una cosa direi estremamente nuova, lasciamo perdere le polemiche sul PIL, però se così fosse ovviamente la Lombardia in testa con un primato negativo, dopodiché ci sarebbe l'Emilia Romagna e ci sarebbe il Veneto, perché in termini di diffusione di contagio siamo purtroppo molto avanti. Allora questa è una proposta che è uscita soltanto nei quotidiani, oppure secondo lei può camminare come analisi, e in che tempi potrebbe maturare, perché apre una prospettiva nuova? Ma guarda, cioè no, io intanto dico che a me sembra di aver capito che la proposta fosse riferita a un atteggiamento che loro hanno utilizzato, che ormai è pubblico, perché ne ho sentito parlare stamattina, che hanno concentrato i loro vaccini sulle aree a maggiore infezione. Certo. Della serie Brescia è quella che ha più difficoltà, evitiamo di andare a vaccinare a Varese o a Sondrio e concentriamoci nel bacino dove c'è l'infezione, perché comunque c'è un giro di anticorpi. Penso se riferissero a questo, dopodiché una divisione del quantitativo nazionale. È difficile da commentare, perché secondo me la genesi era quella che vi ho detto io, perché l'ho sentito anche stamattina sto discorso. Perfetto. Cioè, non penso fosse riferito, però ripeto, quello che ho sentito, l'unica volta che ho sentito stamattina sto ragionamento, dicevo, noi stiamo concentrando le vaccinazioni nelle aree in difficoltà. Penso che, questo è evidente, che questa fosse stata la lettura, e qualcuno poi l'ha detto, vuol dire che a livello nazionale diamo vaccini solo a chi ha il virus e gli altri no. Difficile da praticare. Sì, vabbè. Sempre nella conferenza Stato-Regioni mi pare che il Presidente Bonaccini avesse tentato di proporre ancora l'altro giorno al Governo l'ipotesi di tenere aperti i ristoranti e bar alle 22. Allora poi c'è stata anche, come dire, un'analisi di tipo politico con il segretario della Lega Salvini, che ha condiviso questa proposta, e mi pare che le cose abbiano preso un'altra piega. Ecco, lei la considera fattibile, oppure il livello di diffusione della malattia rende ancora necessaria una prudenza tale per cui questa ipotesi viene scartata a priori? No, guardi, noi con il Presidente Bonaccini e altri governatori, ma non c'è stata opposizione all'interno del tavolo, ci abbiamo posto una questione, ovvero che le misure abbiano una ragionevolezza, perché sennò è difficile che il cittadino capisca perché lui sì e me no, o altre robe del genere. Allora, abbiamo posto una questione: il ristorante, certo, se è vero che non è pericoloso a mezzogiorno, dovete spiegare per quale motivo non si apre la sera, pur rispettando il coprifuoco. Questa è la questione posta, e penso che sia ragionevole, no? Ma così abbiamo chiesto anche per altre attività, sempre nell'ottica della ragionevolezza, che
se ci sono delle attività chiuse e altre che hanno una forme di aggregazione, di assembramento magari anche più impegnative, sono aperte, tu glielo devi spiegare ai cittadini, se c'è una base scientifica o se è un po' un tanto al chilo, perché poi va capita sta roba. Quindi non abbiamo fatto una questione, diciamo, di principio, ma proprio anche di giustizia, tutto qua. E l'impressione sua è che questa possa essere valutata oppure lo vedremo dal 6 con il... È stato chiesto addirittura è stato chiesto che ci sia l'impegno a entrare nello specifico nelle singole attività, cioè chiudi la palestra, ma che forma di palestra, perché la chiudi? Cioè di non farla con il codice Ateco. Cosa vuol dire il codice Ateco? Certo. Stamattina ho incontrato il mondo delle discoteche, vi dico questo, no? Ha fatto una videoconferenza. Ma insomma, giustamente loro dicono, cioè, sono massacrati, no? Il mondo dell'intrattenimento e il mondo dello spettacolo viaggiante, ricordiamoci, lo spettacolo viaggiante è altro mondo in grossa sofferenza, piuttosto che altre realtà, le palestre, le piscine, eccetera. Cioè loro dicono, scusate, ci hanno detto che noi eravamo la causa del contagio, siamo di fatto sempre chiusi e vediamo che il contagio viaggia a 100 all'ora, qualcuno ci vuole spiegare chi è la causa del contagio adesso? Cioè, è difficile, no? Cioè, lo dico, noi siamo stati utilizzati come capro espiatorio, per carità, il tema dell'assembramento c'era tutto, ci siamo messi a disposizione linee guida, tutto, ci hanno detto che eravamo noi, bene, chiusi. E vediamo che c'è un contagio galoppante, siamo chiusi ormai, cioè, alcuni hanno detto se non consideriamo la microapertura estiva siamo chiusi da marzo, quindi che causa abbiamo creato noi adesso? Bene. Se posso avrei altre due domande senza portare via la parola ai colleghi. Allora, c'è una questione un po' complessa che non è il caso, forse io gliela accenno poi veda lei, però è di grande rilevanza ed è una questione legata appunto ai disastri economici provocati dalla pandemia. Ieri Repubblica ha pubblicato un dossier che mi pareva interessante, io glielo riassumo come sempre in estrema sintesi, e riguarda il tasso di vendita delle aziende che è doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ecco, questo è un elemento che è stato sottolineato in maniera molto importante anche dal Presidente del Consiglio durante il suo discorso di insediamento, mi pare, alla Camera. Per quanto riguarda il Veneto, su 9.300 casi ce ne sono 780 nella nostra regione. L'aspetto è molto delicato perché siamo di fronte ad una forma completamente nuova di forza della criminalità, perché giustamente Vittorio Rizzi, che è stato capo della squadra mobile di Venezia ed è uno che potrebbe anche prendere il posto ora alla guida della polizia, dice che si possono acquistare gli NPL in borsa, e lei sa benissimo cosa sono, e quindi di fatto tu diventi proprietario di una serie di attività che non hanno prezzo sul mercato, ma che attraverso il riciclaggio dei capitali, ecco, allora io le chiedo che tipo di attività di faro lei pensa si possa aprire in una regione come la nostra tramite una sezione di Banca Italia Veneta e tramite anche l'associazione di categoria, se potesse darci una mano in futuro, perché penso che sia un po' difficile avere dati in questo momento, ecco, gliene saremmo grati, ma guarda che la cosa ha una rilevanza, soprattutto direi in una città come Venezia. Io penso che ci sia un impegno soggettivo da parte di ognuno di noi di segnalare, di vedere, di capire, e poi ce ne sia uno di comunità che deve avere come riferimento, nel nostro caso la procura, il dottor Kerchi, che ha già fatto più indagini, e voglio anche dire, adesso mi spiace citarmi, ma penso io sta roba di averla dichiarata 3 o 4 anni fa, perché gli NPL, senza saperne leggere né scrivere, non sono altro che l'acquisto dei crediti. Cioè la banca è creditrice nei confronti di Mario Rossi, che ha un'azienda, Mario Rossi non è più in grado di pagare i suoi debiti, la banca vende il credito, o chi ha il credito, non solo la banca, può vendere il credito sul mercato. A quel punto Mario Rossi si ritrova un socio, o comunque uno che avanza titoli per chiedergli di pagare il conto. E capite che questo diventa, intanto non è mercato questo. Cioè stiamo ristrutturando la nostra economia in maniera anomala. 2, rischia, senza generalizzare,
anche in quota minoritaria, infinitesimale, non ve lo so dire, quindi senza generalizzare, perché è giusto rispettare anche chi opera onestamente e non deve essere messo alla gogna, rischia di diventare in alcuni casi substrato per la malavita e per le infiltrazioni nei capitali delle società sane o comunque in territori sani. Io penso che il faro che ha aperto il dottor Cherchi sia importante, con la direzione distrettuale antimafia, e penso che sia questa la strada, al di là delle coscienze. E poi ce n'è una giuridica, ce n'è una che è quella dell'azione preventiva e che sia quella della magistratura inquirente. E quindi l'azione preventiva la si fa con le segnalazioni, e della magistratura inquirente quando ha queste segnalazioni che si concretizzano già con una notizia di reato. Però di certo non bisogna abbassare la guardia, cioè noi usciremo dal Covid e non saremo più come prima, come tessuto produttivo. Adesso ci vorrebbe una safety car economica, no? Utilizzare avete presente la safety car nei Gran Premi, no? Se metti, allinea tutte le auto perché c'è stato qualcuno che ha rotto il motore, non so, c'è stato un incidente eccetera, le allinea tutte, le riprende tutte, arriva il recovery fund e inietta, fa il pieno a tutte le auto, dice fino adesso non avevate una corsa normale e c'è stato un problema, adesso ripartite. Sono le nostre aziende le auto, no? E quindi io spero che Draghi utilizzi il recovery fund per far questo, perché se la partita è quella di monopattini non ne veniamo fuori. Se la filosofia è quella, non ne veniamo fuori. Noi dobbiamo ripatrimonializzare le imprese, portare soldi nelle imprese e creare occupazione. Dopo i nostri imprenditori sanno come fare. Malavasi, vado in ordine orario. Grazie. Dunque, una questione a proposito dell'ipotesi, della proposta di adottare il metodo inglese, quindi quello della una sola iniezione di vaccino. È vero, si è detto che per fare questo bisogna attendere un ok da parte del Ministero. Se si può fare. Se si può fare e comunque un ok del Ministero, anche per andare oltre quella quota, mi pare indicata dal Ministero stesso, di magazzino del 30% sul totale dei vaccini, delle dosi arrivate. Però se si guarda, le statistiche, i numeri relativi a tutte le regioni d'Italia, la situazione è molto variegata, insomma c'è chi ha un magazzino del 40 e passa per cento, c'è chi ce l'ha del 5%. Allora, se questo è vero, vuol dire anche che si va abbastanza in ordine sparso. Se si va in ordine sparso e se l'ipotesi di poter inoculare una sola dose è percorribile, anche perché altrove ha mostrato la sua efficacia, non varrebbe la pena, noi che abbiamo 100 e passa mila dosi in magazzino in questo momento per stare al 30%, di iniettarle subito, presto? Sì, però il tema vero qual è? Ci vuole l'autorizzazione, noi non possiamo decidere di fare una sola dose, perché se poi non è autorizzata la prima dose richiama la seconda, e questo è il vero guaio. E soprattutto io ho condiviso la scelta che ha fatto l'assessore con gli uffici, con la prevenzione, di far magazzino, perché anche ieri notizia Reuters, quindi una notizia tedesca, il ministro della sanità tedesca ha confermato di aver avuto un taglio del 50% sulle forniture di vaccini, da 32 milioni di dosi si è ritrovato 16 milioni di dosi, e capite che chi si scotta con l'acqua calda poi ha paura anche della fredda. L'abbiamo già provata questa esperienza, abbiamo tirato un brivido, adesso noi non vogliamo più, perché poi la nostra controparte diventa il singolo cittadino che dice io ho diritto alla mia seconda dose, perché non l'hai accantonata? Se la comunità scientifica ci dice che la possiamo fare anche tra 3-4 mesi, che non succede niente, a quel punto state tranquilli che one shot, one spot, cioè un'iniezione a testa e basta finché non è finito il giro. Però ovvio che la responsabilità altrui è altrui, ma appunto le altre regioni che hanno invece già dato... Sì. In conferenza di regioni ve ne parlerete, immagino. Avranno, come si dice, per ricambiare una battuta, avranno il cornetto portafortuna, non lo so. E non dicono niente. Noi non abbiamo il cornetto portafortuna, facciamo i conti che è meglio.
La seconda domanda era di altro genere, riguarda più i calendari. Se non sbaglio, dopo la corte iniziale, quella del 41... Ma lei è l'esperta. Ecco, il 42... Dopo lascio il posto all'assessore se non vi spiace. La teniamo per dopo? Sì, grazie Malavasi. Allora, scusa, solo un dettaglio con la terza, prego. Che è molto veloce, che ha a che fare con le segnalazioni che arrivano da lettori e chiede una persona che vive qua stabilmente, che viene dalla Serbia, se ha senso andare in Serbia, dove pare che non ci siano difficoltà del provvigionamento di dosi e tutti fanno il vaccino, basta che lo richiedano, a vaccinarsi, temendo però che poi la vaccinazione fatta in quel paese non venga riconosciuta qua in qualche modo, non so in che termini, se in prospettiva immagino. Ma sai, Serbia fa Pfizer, di certo, sono sicuro, ma so che fa anche, se non ricordo male, Sputnik. E noi non possiamo certificarlo o riconoscerlo perché non è autorizzato EMA. Poi i rapporti all'interno del contesto sanitario per il riconoscimento delle certificazioni non dipende dalla Regione Veneto, deve essere il Ministero della Salute italiano che concorda un agreement con quello serbo in questo caso e dice bene, con questi tipi di vaccini, se vaccini te, fai il certificato in questa maniera, io te lo riconosco. È un titolo equipollente, no, alla fine. Anzi, per noi è anche un vantaggio, perché se abbiamo un cittadino che si è vaccinato con Pfizer in Serbia, ben venga, un cittadino in meno da vaccinare. Ok, ultimissimo. Prego. Ci sono alcune realtà culturali, in particolare a Venezia, penso ad alcune, non tutte, le scuole grandi, che ovviamente hanno incassi a zero, semmai li hanno avuti appunto per via della bigliettazione mancata totalmente da un anno, quindi turisti e visitatori assenti. Non rientrano perché non sono iscritti alle camere di commercio, pur avendo codice ateco, in nessun ristoro. Cioè ci sono delle nicchie, diciamo, come queste che non hanno nessun sostegno. È possibile sostenerle? Allora, noi sul fronte delle risorse quello che potevamo dare l'abbiamo dato. Abbiamo ripresentato al governo la necessità di provvedere a dei ristori che vadano a vedere anche oltre, no? Alla semplice posizione formale, perché sono delle realtà, pensate che vi faccio un esempio, il tema della chiusura delle palestre e dei personal trainer, questo è uno dei grandi temi, no? O il tema della chiusura delle piste da sci e i maestri di sci. Capite che non sono proprio così codificabili che quindi tu dici, boh, spengo l'interruttore e ristoro tutti questi, perché perdi una fetta di interlocutori e così accade per le scuole. Le segnaleremo anche noi nella fattispecie. Io non ho mai parlato delle scuole, quindi di tutti coloro che facevano eventi culturali di importanti. Segnalo. Grazie. Prego. Pittarello, buongiorno. Buongiorno. Su cultura e intrattenimento in particolare, dichiarazione del ministro Franceschini che auspica, diciamo, la riapertura di diversi luoghi di cultura, non specificando, comunque parlando di musei o di altro. Alla luce di contagi in aumento e dell'esperienza soprattutto dello scorso anno, di come si è ripartiti dopo il momento cruciale, quali possono avere più chance in questo momento? E mi collego anche al discorso che si citava prima della riunione con i rappresentanti delle discoteche stamattina. Anche dal loro punto di vista, che in qualche modo da giugno hanno cominciato a lavorare lo scorso anno, ci sono prospettive che si possono fare in questo momento temporali? Guardate, la prospettiva che noi abbiamo è che quella deve finire sta roba, no? Questo incubo dovrà finire. Dobbiamo sfangare ancora questo periodo primaverile, poi aiutati dal clima e dai vaccini, io spero la si chiuda sta partita. Di certo ce lo troveremo in autunno, ma sarà una roba gestibile perché avremo già un sacco di vaccinati, questa è l'immagine che ho io, e gestiremo quel contingente di pazienti che diventerà fisiologico da gestire. Di certo non possiamo permettersi dei grandi esplodati di contagi perché poi ci mette in ginocchio la sanità. Questo, dopodiché continuo a affermare che ci sono delle attività tipo quelle del mondo culturale e dell'intrattenimento che sono state massacrate. Ho letto anch'io le dichiarazioni del ministro Franceschini. Sarebbe un bel segnale riaprire, no? Riaprire i teatri, riaprire il cinema. Io continuo a dire che lo si potrebbe fare
in quasi totale sicurezza, ad esempio con una diagnostica in loco. Sì, ma nel senso che fai da te, no? Cioè, questo è quello che accade in giro per l'Europa, però mi fermo qui perché poi, capite, a forza di dirlo finisce che poi dicono anche che ci guadagno a vendere tamponi. Io invece la mia foga è data dal fatto che a me sembra, da un punto di vista proprio industriale, chiaro che bisogna andare lì, perché finirà che andremo lì, ed come del resto tutte le robe che abbiamo detto sono cadute. Prego. E chiudiamo con Fois. E allora chiudiamo con una bella notizia, credo, perché è uscito un lancio d'agenzia almeno in un virgolettato del ministro Speranza, che dice: il Ministero della Salute ha già chiesto ad AIFA un parere sulla possibilità di somministrare una sola dose di vaccino a chi ha contratto il Covid. A seguito del parere, che ci aspettiamo a breve, verrà diramata una circolare. Io penso di avere l'imprimatur qui, no? Non solo per... No, qua solamente per chi ha già ricevuto, per chi aveva avuto il Covid. No, ma c'è il rapporto dell'SCDC che è chiaro, che dice utilizzate una dose. Sì. Secondo poi gli inglesi, anche chi non ha avuto il Covid potrebbe tranquillamente avere solamente una dose di vaccino, ma forse di quello ne parleremo la settimana prossima, dopo questa circolare. Se mi ricordo, i 55 anni diventati 65. Covid. Presidente, io volevo chiederle anche sul fatto della richiesta che ha avanzato al CTS sull'apertura delle scuole, di un parere formale. Quando erano state riaperte le scuole in Veneto, lei aveva detto giustamente che eravamo con il fiato sospeso, ma adesso che è trascorso un mese, che bilancio può fare? Le cose non sono andate male. Beh, abbiamo contagi scolastici, ne abbiamo. Questo è innegabile, anzi potremmo anche, mi ha dato un'idea, forse alla volta di lunedì, martedì vi portiamo anche un quadro di quanti ragazzi sono in isolamento, e i contagi e tutto. Prego? Ce l'hanno dato ieri. Vi ha dato i dati ieri? Sì. Ah, boh. No, ieri ci hanno dato i dati, sì. Tonò mi ha portato tutto? Sì, ci ha portato tutto. Ah, boh, perfetto, quindi mi ha portato anche i dati. Sì. E considera che... Io chiedo, appunto, non arriva da una preoccupazione per qualche cosa che non è andato per il verso giusto? No, assolutamente no, ma nel momento in cui il Ministro comunica ai governatori che ci dobbiamo aspettare un'onda di contagio, guardando quello che sta accadendo in Francia, in Germania, in giro per l'Europa e in alcune regioni italiane, uno dice: ma a scuola cosa facciamo? Sono 700.000 ragazzi in Veneto, Cioè, non è roba da poco. Quindi è giusto porre la questione. Siccome il CTS l'altra volta ha detto aprite senza problemi, adesso sentiamo se ci dice tenetele aperte senza problemi. Grazie. Lascio la parola, intanto vi ringrazio, lascio la parola all'assessore Lanzarin. Per quanto riguarda i direttori, quando saremo pronti sapete che la convocazione è a Palazzo Balbi. Grazie. Torniamo al Balbi. Prego. Grazie, buongiorno. Prego Assessore, andiamo sulle domande o vuoi dire subito qualcosa? Facciamo le domande. Andiamo sulle domande, allora rifacciamo il giro. Nicolussi, avevi una roba? Sì, ne avevo 3. Allora, buongiorno Assessore. Buongiorno. Sì, ma rapide, tecniche. Meglio se abbondare. No, ma hai ragione. Allora, Assessore, buongiorno. Io volevo chiederle questo. Dunque, allora mi pare di capire, il magazzino è costituito dal famoso 30% di dosi che in tutta Italia non vengono utilizzate? Chiedo, perché è stato pubblicato un report fornito dal Ministero della Salute nel quale si evince numero per numero, abbiamo i numeri di tutte le regioni, che le regioni stanno tenendo da parte o non stanno facendo per motivi ognuna diversi il 30% delle dosi di vaccini consegnati. Il Veneto questo 30% lo sta tenendo appunto per le seconde dosi o perché ci sono problemi di somministrazione? No, assolutamente, l'ha detto anche prima il Presidente, noi lo stiamo tenendo in maniera prudenziale per le seconde dosi, perché voi sapete che noi abbiamo anche un sistema con l'anagrafe vaccinale, non quindi sulla prenotazione in cui quindi mandiamo la lettera e poi confermiamo il richiamo dopo 21 giorni o dopo un mese se si tratta di Moderna, e quindi per essere certi che ci sia la seconda dose, perché vi ricordo che c'è stato un momento, l'ha detto il Presidente, quando ci sono stati i primi tagli di Pfizer in cui obiettivamente abbiamo avuto un po' di paura di non riuscire a somministrare la seconda dose, quindi oggi
oggi le indicazioni sono chiare, noi ci auguriamo che cambino, si diceva anche prima rispetto all'interlocuzione, ma oggi noi dobbiamo somministrare dopo 21 giorni la seconda dose di Pfizer, dopo un mese la seconda dose di Moderna e dopo 3 mesi, quindi sicuramente con AstraZeneca, insomma i tempi sono più lunghi, quindi si possono anche fare discorsi diversi, ma i primi 2 vaccini, che sono quelli che stiamo dando agli over 80, hanno questa tempistica e noi quindi tratteniamo in magazzino quel famoso 30%. Ecco, l'altra cosa che volevo chiederle, ci può aggiornare su come sta andando la campagna, dove siamo arrivati, quante dosi vi sono arrivate questa settimana, fare un po' un riassunto, insomma. Vediamo se ho qualche numero qua. Allora, intanto il report ce l'avete, no? E quindi sapete che alle 6:30 di ieri sera noi eravamo arrivati a 307.632 dosi fatte, e di queste persone che hanno avuto la seconda dose e quindi hanno finito il ciclo sono 197.768. 197.768 a ieri sera, no scusi, ho il contrario, non ho sbagliato io, 109.935, 197 è la differenza rispetto alle 307.000 che dicevo complessiva, quindi quelli che hanno avuto la seconda dose, scusate, sono 109.935, mentre 197.000 sono quelle invece che aspettano la seconda dose. Bene. Tanto per capirci. State vaccinando? Noi stiamo vaccinando, allora, quindi rispondo anche alla domanda che è stata fatta prima. Il 15 di febbraio hanno iniziato le aziende con la corte del 1941. Okay. Il 22 febbraio, quindi questo lunedì, con la corte del 1940. Lunedì prossimo, 1 marzo, si inizierà con quella del 39 e poi raggrupperanno le corti. E questo quindi per i vaccini Moderna e Pfizer. Anche i numeri assoluti dei convocati? Allora, a memoria ricordo che queste prime 3 corti erano tutte superiori ai 40.000, tra i 40.000 e i 47.000, quindi corti molto numerose anche. Okay. Contemporaneamente è stata iniziata, alcune USL hanno iniziato già da sabato scorso, altre hanno iniziato da lunedì. Abbiamo iniziato con AstraZeneca e quindi non con la modalità in cui noi inviamo la lettera e quindi già convochiamo le persone per quanto riguarda le corti con orario e luogo, ma con il sistema zero code, la prenotazione eccetera, con il personale scolastico. Abbiamo dato indicazioni di partire con le scuole dell'infanzia, cioè il segmento dei servizi educativi 06, asili nido e scuole dell'infanzia. E dal lunedì mi risulta, qualcuno hanno già aperto anche, quindi dal lunedì apriranno anche per tutte le altre scuole di ordine e grado, sempre con AstraZeneca. Okay. In contemporanea alcune USL, adesso non vi so dire quali, in che quantità eccetera, hanno iniziato anche a fornire il vaccino sempre AstraZeneca alle forze dell'ordine. Alcuni corpi delle forze dell'ordine sono autonome dal punto di vista sanitario e quindi noi consegniamo il vaccino a loro e poi sono loro che lo iniettano alle proprie forze dell'ordine, insomma ai propri corpi. Penitenziaria, all'interno di questo c'era la penitenziaria, poi c'erano però i carabinieri, i NAS, c'era i vigili del fuoco, insomma c'erano un po' tutte le forze dell'ordine, con l'esercito, la marittima eccetera. Ok. L'ultima cosa, Assessore, mi scusi, avete riscontrato altri effetti collaterali con AstraZeneca dopo i primi 150 docenti che si sono sentiti? Non mi risulta, non mi sono arrivate segnalazioni, quindi non ho avuto segnalazioni di ulteriori problemi o effetti collaterali. Le reazioni più che effetti collaterali che si sono avuti sono quelli in linea comunque con che molto spesso capitano con la vaccinazione, insomma, quindi sono stati classificati in questo modo. Okay, grazie. Lo dico un po' a spanne in realtà, ma pensando alle 2 coorti del 40 del 41 e del 40 che dovrebbero aver quasi completato insomma e che sono appunto 80-90 mila persone, se ricordo bene i numeri e se guardo il totale che ha segnalato adesso di 307.000 dosi inoculate, o ne sono venuti abbastanza pochi rispetto al totale della Corte in questi 10 giorni circa di vaccinazione,
o mi sbaglio io? Ecco. Tenete conto che quelli sono i numeri assoluti, qualcuno fa parte anche dei famosi 30.000 che sono all'interno delle case di riposo che avevamo già vaccinato. Sì, si suppone che siano... In che percentuale non ve lo so dire e neanche che età queste persone hanno, insomma è difficile dirlo, però qualcuno insomma fa parte anche di quel contingente dei 30.000. Dopodiché bisognerebbe capire USL per USL a che punto è arrivato appunto nelle settimane, non ho questo dato io. Un dato per esempio rispetto alla Corte che dovrebbe aver già terminato i 41. Proviamo a vedere se recuperiamo un dato tipo rispetto alla prima Corte, quindi vediamo un dato rispetto alla prima Corte a che punto siamo arrivati. Se riusciamo ve lo comunichiamo anche in giornata tramite Carlo, se riusciamo ad avere questo dato. Vuoi fare tu? No, un secondo. Io avrei se posso Assessore, ancora sugli insegnanti, che è un argomento molto sensibile perché le ricadute poi riguardano le famiglie. Allora, l'ipotesi di poterli appunto vaccinare durante il weekend rientra in una fattispecie concreta proprio perché poi se si verifica appunto la febbre oltre 37,5 uno non può andare a scuola, questo mi pare evidente insomma. Certo. E quindi ovviamente le famiglie vengono allertate, cambiano tutti i programmi, le mamme non possono andare a lavorare e quindi nasce quel cortocircuito che abbiamo raccontato in questi giorni. Quindi se c'è qualcosa che può dare un contributo, come dire, all'organizzazione sarebbe bene saperlo, insomma, ecco, la prima cosa, se è possibile. No, allora sicuramente è una questione insomma logica e anche di buon senso. Io so che le USL si stanno organizzando, quindi se ci possono essere interventi di questo tipo che vanno incontro quindi anche alle famiglie, insomma quelli che possono essere disagi, credo che le USL insomma stanno anche predisponendo. Io so che insomma avevo sentito che qualche USL si stava predisponendo per qualcosa di questo tipo, come l'aveva già fatto non so l'USL veneziana, la Serenissima l'aveva fatto anche per il weekend scorso, quindi insomma va bene, insomma è positivo questo. Bene, ecco, sempre per restare a Venezia, mi segnalano i colleghi che secondo i piani appunto dell'US di Venezia esaurite, cioè se tutto fila liscio come sta andando mi pare, dopo aver vaccinato con AstraZeneca il personale della scuola e le forze dell'ordine, forse per metà marzo dovremo tagliare questo traguardo. Questo significa che comincerete a prendere in considerazione gli under 65 e quella fascia d'età lì, oppure è un discorso troppo prematuro che si farà tra qualche settimana? Allora noi andiamo in parallelo con chiaramente gli over 80 esaurendo tutte le varie corti, poi abbiamo tutte le partite legate alle persone con patologie, sono tante perché voi sapete solo di 3 patologie, nel senso che abbiamo detto che sono i primi, che sono gli oncologici, i trapiantati e la fibrosi cistica. Certo. Però il piano nazionale ci sono anche molte altre patologie, quindi poi andremo subito con queste persone insomma che hanno diverse, insomma dal diabete piuttosto che problemi cardiocircolatori, cardiovascolari eccetera, quindi da questo tipo e poi però dovremo capire anche a livello dei servizi essenziali con quali categorie andremo avanti. Oggi non c'è ancora un'indicazione. Ho capito. Aspetteremo di capire con quali categorie, se ci sono delle indicazioni o non ci sono, seppure le regioni poi saranno lasciate libere di scegliere, non lo sappiamo ancora. Siete già partiti, mi scusi, mi intrometto solo per questa cosa, oncologici, trapiantati e pazienti con fibrosi cistica, siete già partiti? Hanno già fatto tutti gli incontri per predisporre la tipologia di vaccinazione che sarà legata ai centri di riferimento. E quanti sono? Sono a memoria, mi ricordo, 20.000 circa gli oncologici, 400-500 quelli con la fibrosi cistica e circa 5.000 i trapiantati, perché in questo caso è previsto anche di fare il vaccino ai familiari proprio per una questione di sicurezza rispetto poi alle procedure di trapianto e quant'altro, quindi di protezione. Grazie. Mi scusi, posso fare una domanda? C'era la Pedeliva, poi ti do la parola.
Grazie, Angela Pederiva, Gazzettino. Restavo sulle comorbidità, Assessore, perché c'era un lettore che appunto chiedeva quando procederete. Detto che le classi sono queste, come data può precisare se c'è un'indicazione temporale al momento? Non ho la data, nel senso io so che ci sono stati gli incontri appunto da un punto di vista clinico, sanitario, per la disposizione appunto di questi protocolli con i centri di riferimento, però non vi so dire se sono già partiti in alcune USL oppure se c'è una data. Eventualmente anche su questa cosa proviamo a capire poi se riusciamo ad avere delle informazioni della prevenzione, e se ci sono in giornata vi possiamo comunicare anche questo. Moscati. Sì, buongiorno Assessore. Io ho un'insegnante, una lettrice che è in maternità e che dovrebbe partorire ad aprile. Lei voleva capire se poteva, perché ha già scritto a Zero Code, non hanno dato risposta. No, oggi mi risulta che per le persone in gravidanza non è consentito, cioè non è comunque, non rientrano tra quelli che devono fare il vaccino. Però non le hanno dato questa risposta, cioè allora non avrà la vaccinazione fino dopo l'allattamento? Oggi fino ai 16 anni non è previsto il vaccino, e neanche per le donne in gravidanza. Perfetto, grazie. E con questo grazie a tutti, a domani. 13:52 rientriamo in studio dopo questa sostanziosa conferenza stampa in cui si è parlato di molte cose. In ultima battuta avete sentito il piano vaccinale con il calendario così come è in aggiornamento dalle corti 41, 40, 39, poi alle persone con morbidità, e poi il tema con il presidente Zaia che chiede al CTS di dare delle indicazioni sull'apertura delle scuole, quindi per capire davvero il livello di contagiosità che può esserci all'interno delle scuole, se davvero sono le scuole insomma uno dei luoghi in cui uno dei responsabili di questo balzo in avanti della curva dei contagi. E poi si è parlato anche di PCM con le varie misure che sono oggetto di discussione proprio in questo momento. Io vedo collegato il segretario del Partito Democratico Alessandro Bisato, lo ringrazio per essere con noi e per averci atteso. Buongiorno Alessandro. Ce l'abbiamo l'audio di Bisato? Sì. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, adesso sì, buongiorno. Allora Alessandro, il tema è quello dei sottosegretari. Ieri sono stati definiti 39 sottosegretari, c'è una buona delusione per quanto riguarda il Veneto che perde e per il Partito Democratico che perde 3 sottosegretari. Che cosa è successo nonostante voi siate stati al governo Conte bis e vi siete tuttora, cioè voi non avete mai staccato la spina, voluto staccare la spina a questo governo, avete mantenuto impegno e fedeltà. Cosa è successo? Perché avete perso dei sottosegretari per strada, secondo lei? Che spiegazione si dà? Beh, prima di tutto c'è un motivo oggettivo, nel senso che naturalmente trattandosi di un governo di unità nazionale in cui ci sono dentro più partiti, si sono ridotti i margini per l'assegnazione ai sottosegretari di area Partito Democratico. Però rimane un però grande come una casa. È totalmente poco giustificabile che non ci sia comunque nessuna rappresentante del Partito Democratico del Veneto, visto che avevamo 3 sottosegretari uscenti e quindi, come avevamo auspicato in una lettera scritta condivisa con tutta la direzione regionale, ci saremmo aspettati almeno un componente veneto o una componente. Naturalmente da questo punto di vista noi non avevamo indicato nessuna preferenza di genere, l'importante era che ci fosse un nostro rappresentante veneto al governo. Avevate chiesto continuità? Noi sappiamo di aver avuto 3 sottosegretari che ringrazio, che si sono occupati di temi molto significativi, perché Achille Variati era sottosegretario agli interni e con una delega specifica agli enti locali stava lavorando al testo unico degli enti locali, quindi lì è un lavoro a metà che ci dispiace non possa essere portato a termine, perché vuol dire per tutti gli amministratori locali cose significative anche in ambito di consigli provinciali ad esempio. Comunque una modifica del testo unico sugli enti locali. Pierpaolo Baretta al MEF con la competenza acquisita in tutti questi anni di grande lavoro,
quindi sarebbe stato un elemento importante e fondamentale, soprattutto adesso che andiamo a schiacciare a terra i soldi che arrivano dall'Unione Europea. E poi non da meno Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria. Quindi segmento anche questo molto molto importante. Speravamo che o uno di questi 3 rappresentanti o un altro nostra rappresentante veneta potesse assurgere al ruolo di sottosegretario per essere un punto di contatto vero tra le istanze territoriali mediate con il nostro senso di responsabilità sempre messo in campo, l'operosità anche degli amministratori veneti che amministrano tante realtà del Veneto, con la centralità del governo nazionale. Questo non è avvenuto, ce ne dispiacciamo molto. Va aperta una riflessione interna al partito a livello veneto e ribadiremo nelle sedi opportune che facendo così il partito del Veneto è sempre più destinato a non avere ruolo in questa regione. Quindi ecco, voi vi farete sentire, lei ci sta dicendo questo, vi farete sentire. Lei crede che questa lista di sottosegretari potrebbe già iniziare ad incrinare questo governo di larghissime intese? Oppure no? Ma io ritengo che siano 2 ambiti differenti. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che al di sopra delle parti ha un'autorevolezza tale e con uno sguardo attento anche alla realtà veneta perché la conosce bene, che sicuramente garantirà a tutti i territori all'egual misura. Noi ritenevamo e riteniamo che come partito, per avere un punto di contatto vero col nazionale dal Veneto e soprattutto per, ripeto, mediare le istanze venete con il nostro angolo visuale che riesce a tenere insieme, pensiamo e ci auguriamo, la crescita economica, però con una conversione ambientale e senza mai dimenticarsi di chi rimane un po' più indietro nella società, fossero importanti anche dentro questo governo, anzi soprattutto dentro questo governo. Grazie Bisatto per essersi collegato con noi per questo passaggio sulla nomina dei sottosegretari. Buon lavoro e ovviamente ci aggiorniamo per l'esito che buona giornata. Questa lettera potrà avere. Buona giornata a lei. Allora, tra pochissimo ci colleghiamo con Filippo Segatto, l'App di Padova, per parlare di aperture serali di bar e locali. Ne ha parlato anche Zaia. Attendeteci un attimo, meteo e pubblicità e poi saremo ancora insieme. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Risveglio senza nebbia sul nostro territorio, anticiclone sempre più forte con clima molto mite per il periodo. Il rovescio della medaglia di questo campo di alta pressione che persiste ormai da giorni è un'intensificazione dell'inquinamento atmosferico. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 25 febbraio ci mostra un contesto decisamente soleggiato. Al mattino non si esclude una leggerissima foschia sulle pianure, specie su quelle più orientali, ma in rapido dissolvimento. Il cielo si presenterà sereno un po' ovunque. Prosegue l'assaggio di primavera con temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 18 gradi con punte di 19 gradi. Bel tempo poi anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e stabile. Il sole sarà protagonista su tutti i settori e il cielo si presenterà al massimo velato. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime invece sui 18-19 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui contesto di ampio soleggiamento, come vediamo non sono attese piogge e il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia.
14.04, ben ritrovati ancora in diretta con l'informazione di Antenna 3. Saluto e ringrazio Filippo Segato, presidente dell'Appe di Padova, è stato già nostro ospite. Diciamo dall'inizio, no, della pandemia abbiamo iniziato a riflettere sulle ricadute che tutto il settore dei bar e dei locali avrebbe avuto, e lei ha portato la voce di tanti esercenti del padovano qui sui nostri schermi. Intanto buongiorno. Sì, buongiorno. Sembra impossibile, ma ormai è passato un anno da quei primi momenti in cui sembrava tutto così, tra virgolette, un gioco, passatemi il termine, perché era tutto nuovo, tutto ancora da capire. Che ricaduta c'è stata a distanza di un anno? Abbiamo già dei numeri sulle chiusure, vero? Sì, per il momento però sono ancora dei numeri parziali, coinvolgono fortunatamente, almeno per il momento, una parte davvero minoritaria delle imprese, quella parte, diciamo, di attività che magari già erano un po' sul filo del rasoio già in precedenza, quindi stiamo parlando di un 3, 4, 5% di attività che già hanno abbassato definitivamente la serranda. C'è però un'altra, diciamo, pletora di attività, di imprese, di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, che rappresenta circa un 10% ulteriore appunto di imprese che noi abbiamo definito con un termine che non vuole essere spregiativo, ma rappresenta, diciamo, in maniera che si capisce, e li abbiamo definiti zombie, vale a dire che non si sa in questo momento se siano ancora vive, tra virgolette, oppure se siano imprese destinate nel breve periodo a non riaprire più. Sono quelle imprese che in questo momento per vari motivi risultano chiuse al pubblico, vuoi perché sono imprese ad esempio ad orario serale, quindi tutti i pub, le birrerie che non si sono riconvertite. Poi abbiamo le imprese magari i cui titolari sono in questo momento magari afflitti da coronavirus e quindi non possono aprire la loro attività, o imprese che magari sono lì sull'orlo del fallimento ma preferiscono in questo momento non cancellare l'attività dal registro delle imprese o la partita IVA dall'Agenzia delle Entrate, in attesa magari che arrivi qualche ulteriore ristoro da parte degli enti pubblici. Allora, che cosa potrebbe succedere tra qualche giorno? Intanto Gelmini dice questa mattina le regioni avranno già da domani una prima bozza del DPCM, quindi una parziale buona notizia è che questo nuovo esecutivo ha deciso di avere un confronto più serrato con le regioni, ma soprattutto di giocare d'anticipo, cioè non arrivare sempre all'ultimo con i provvedimenti. Quella che invece potrebbe essere una cattiva notizia sicuramente per il settore è che pare che la stretta sui locali possa durare anche fino a dopo Pasqua. Conferma queste voci? Se devo essere sincero, questa cosa della Pasqua, di inglobare, diciamo, la Pasqua nel periodo di ulteriore, diciamo, restrizione, era un po' nell'aria, perché così come abbiamo passato a casa la Pasqua dell'anno scorso, il Natale dell'anno scorso, il Capodanno, San Valentino, probabilmente passeremo a casa anche la Pasqua di quest'anno. Però ecco, il salto di qualità sembra stia arrivando, perché appunto una delle criticità che abbiamo sempre lamentato è avere questi decreti, questi DPCM, che tra l'altro adesso pare che il governatore Draghi, ormai ne abbiamo cambiati tanti, che il governatore Draghi pare non voglia più adottare il sistema dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma voglia adottare i decreti legge, quindi con un passaggio anche parlamentare, un maggiore coinvolgimento delle varie forze politiche, e soprattutto anche queste disposizioni che non siano promulgate il venerdì sera con un impatto diretto alla mattina della domenica, ma che abbiano qualche giorno, diciamo, di preavviso, perché ci siamo trovati nella, diciamo, situazione sia qua in Veneto e poi ulteriormente e maggiormente in altre regioni d'Italia di voler, ecco, in previsione dell'apertura, acquistare materie prime, accettare prenotazioni, chiamare i dipendenti e poi trovarsi al sabato mattina a scoprire che il giorno dopo saremmo rimasti chiusi. Ecco, qua sembra che ci sia un salto di qualità. Senta, Zai ha parlato, mi perdoni, Zai ha parlato oggi di ragionevolezza, perché continua a restare in ballo la proposta di Bonaccini delle aperture serali, che è un po' la risposta che anche i suoi associati stanno aspettando.
Al di là dei ristori, dei contributi, degli incentivi, eccetera, quello che abbiamo sempre detto fin dall'inizio, nel momento in cui ci sarà una ragionevole certezza di poter lavorare in sicurezza, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le linee guida, fateci lavorare. Nel momento in cui noi potremo lavorare non chiederemo più ristori, rimborsi, incentivi, non chiederemo più niente, perché da imprenditori, i baristi, i ristoratori, i pasticceri, i pizzaioli, sale da ballo sanno bene che come lavorare e far fruttare le proprie attività. Poi è chiaro che riaprire adesso non vuol dire tornare al 2019, però insomma gli imprenditori sono comunque per natura fiduciosi e ha ragione lei quando dice che Bonaccini da una parte, Zaia anche dall'altra, quindi anche un'istanza che arriva bipartisan, cioè non è uno schieramento politico soltanto che esprime questa richiesta, questa necessità, ma viene da un ampio spettro politico. Poi la domanda che tutti si pongono è: ma perché a mezzogiorno si può lavorare e alla sera invece no? Tra l'altro il fatto di poter lavorare la sera consentirebbe di spalmare, tra virgolette, i clienti in più ore durante l'arco della giornata, in più giorni durante la settimana, e quindi anche andare incontro a quelle che sono le esigenze di evitare gli assembramenti, perché ci troviamo ad esempio nei Colli Euganei i ristoranti che dal lunedì al venerdì sono desolatamente vuoti e poi nei pranzi di sabato e soprattutto di domenica devono mandare via i clienti. Senta, ultimissima questione, i test rapidi li ha nominati il presidente Zaia, cioè potrebbe risollevare la questione il fatto che i titolari di locali e ristoranti si attrezzassero di test rapidi, potrebbe essere una via. Sposa questa visione? Guardi, tutto quello che può aiutare la riapertura delle attività sicuramente è ben accetto. Dopo sono due i fattori che incidono sui test rapidi. Il primo è il costo, perché bisogna capire un attimo quanto verrebbero eventualmente a costare, e il secondo è poi anche la modalità, per cui bisogna capire, il fatto di andare al ristorante prima di entrare, sottopormi al test rapido, per carità, sicuramente può essere una cosa valutabile, però diciamo che il nostro cavallo di battaglia deve essere quello della vaccinazione, tant'è vero che abbiamo anche chiesto al presidente Zaia di includere tra i soggetti che dovrebbero ricevere per primi la vaccinazione anche gli operatori del settore dei pubblici esercizi, perché sono persone, operatori addetti, quindi baristi, camerieri e quant'altro, che entrano in contatto quotidianamente con centinaia e centinaia di persone diverse, e sono i clienti dei bar e ristoranti, sono le persone che nel momento in cui sono dentro al bar e ristorante possono legalmente togliere la mascherina. Sono gli unici posti al chiuso in cui ci si può togliere la mascherina, quindi il pericolo di contagio verso gli operatori è leggermente più alto. Per questo noi abbiamo coniato, tra virgolette, lo slogan proteggersi per proteggere, quindi vacciniamo gli operatori dei pubblici esercizi in maniera da dare maggiore serenità a loro e anche ai clienti delle strutture. Quindi insomma questa è la vostra proposta fatta in regione, una proposta assolutamente ragionevole, perché sono davvero a contatto con il pubblico nel vero senso della parola, e poi, come giustamente sottolinea lei, un pubblico che consuma e che poi appunto toglie la mascherina. Grazie per essersi collegato con noi. Grazie a lei. Filippo Segato, presidente di Appe Padova, grazie, buona giornata e buon lavoro. Allora andiamo in pubblicità ancora una volta, poi l'ultimo passaggio in questa edizione straordinaria lo riserviamo al mondo della cultura, tra poco. Eccoci ben ritrovati, come già annunciato in quest'ultima breve parte dell'edizione straordinaria parliamo di cultura. Si potrebbe ripartire con i cinema, con i teatri, con la cultura vera e propria, quindi con l'apertura dei musei anche nel weekend a fine marzo. Se l'è lasciato scappare il ministro Franceschini, noi intanto andiamo nel Bellunese e vi facciamo vedere il servizio di Tiziana Bolognani di alcuni giorni fa. Luci in sala e nel foyer, sipario sulla scena vuota da un anno ma non abbandonata, perché il teatro vive di vita propria, il teatro è esso stesso luogo di emozioni, pur nel silenzio, ricolmo di speranza. È un segnale nazionale, mettiamo le luci sul teatro, siamo riusciti a riaprire il museo, speriamo che, sai, il museo ha 5 persone alla volta, è facile controllarle, il teatro ha comunque qualche centinaio di persone. L'iniziativa di UNITA, l'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, ha lanciato un segnale e una richiesta al nuovo governo affinché si torni a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo, un settore in ginocchio, deciso a
a non mollare la presa. A Belluno la Fondazione Teatri delle Dolomiti ha usato questo lungo periodo di chiusura per investire sul teatro. Abbiamo approfittato della chiusura dei teatri per aumentare l'attrezzatura stabile dei teatri e quindi abbiamo fatto un investimento sul wifi all'interno per poter fare lo streaming, sulle nuove luci. Di solito le noleggiavamo, abbiamo comprato le luci e anche tutta un'apparecchiatura suono molto buona. Sono quasi 300 nella sola provincia di Belluno le persone che lavorano in teatro e per il teatro. Molti durante questo lungo periodo hanno dovuto cercare un'altra occupazione. Confidiamo che con la fine della pandemia, con la vaccinazione la più veloce e la più di massa possibile e con il bel tempo si riesca finalmente con questa estate imminente a chiudere questa partita e a riaprire questo teatro come tutti gli spazi della cultura. Ecco, allora avete sentito Tiziana Paganicesa e poi l'assessore alla cultura di Belluno Marco Perale per far capire che cosa sta accadendo al mondo della cultura con l'indotto che questo porta con sé. Avete sentito, sono 300 le persone che lavorano con il teatro e per il teatro solo nel bellunese. Noi stiamo attendendo di collegarci proprio con l'assessore Marco Perale e la direttrice della Fondazione dei Teatri del Bellunese, Tiziana Paganicesa. Vediamo se ci sono dei problemi di collegamento. Intanto vi leggo l'ANSA che è stata battuta da poco e legata al blitz questa mattina operato dagli uomini della mobile di Padova in un'operazione contro il spaccio di droga in tutto il Veneto. Uno spaccato di criminalità di elevato livello è il commento della Procura di Padova sul sequestro di 30 kg di stupefacenti e una raffineria di droga nel Padovano. Il giudizio degli uomini della Procura, a cui va il nostro ringraziamento per il blitz con il quale sono stati indagati 14 criminali arabi e albanesi, conferma l'allarme sugli ingenti traffici di droga che la criminalità tenta di realizzare anche in Veneto ed evidenzia la necessità di tenere sempre alta la guardia per arginare l'attività sul territorio dei venditori di morte. Quanto ha dichiarato Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia. Allora, vedo un ospite collegato, l'assessore Perale. Buongiorno, eccolo, grazie per essersi collegato con noi, perché vogliamo davvero aprire questa finestra sul mondo della cultura e raccontare insomma questo anno di pandemia che cosa ha provocato sul territorio, al di là dell'impossibilità di fruire la cultura, anche dei lavori che non ci sono più. Intanto qual è il punto sul territorio bellunese e come si sta muovendo lei come assessorato? Noi ovviamente siamo ligi e obbedienti ai vari DPCM che si sono susseguiti, quindi ovviamente i teatri sono ancora chiusi da marzo, non sono mai più stati di fatto riaperti se non per una breve finestra tra fine estate e inizio autunno, e poi i musei a singhiozzo e poi soprattutto, come accennavate anche prima in trasmissione, è l'intero settore dello spettacolo dal vivo, quindi vale per i balletti, vale per i concerti, vale per tutta una serie di eventi che c'erano, di cui non ci rendiamo quasi neanche più conto e che si sono contemporaneamente tutti azzerati, ma anche per le scuole di danza, per il teatro amatoriale. Noi durante i mesi della pandemia come comune abbiamo contattato sistematicamente tutto il mondo dello spettacolo, compresi quelli che montano i palchi, quelli che fanno i service delle luci o dei microfoni, e in una provincia piccola sostanzialmente come quella di Belluno stiamo parlando di 300 persone che quella volta e ormai per più di un anno hanno di fatto visto annullare ogni reddito. Che cosa vorrebbe sentirsi dire lei come assessore alla cultura? Cosa le piacerebbe emergesse da questo incontro tra le regioni e il governo? A brevissimo verrà emanato il nuovo DPCM e di ripartenza della cultura se ne parla davvero probabilmente a fine marzo, inizio aprile. Ci crede a questa data? Ma voglio crederci comunque perché abbiamo tutta una serie di iniziative che stiamo slittando di mese in mese, di bimestre in bimestre, sperando che finalmente si riesca a ripartire. Ma dall'altra vogliamo anche altrettanto credere nella razionalità sia di chi governa, sia ovviamente dei cittadini, perché ci sono dei modi in cui la cultura può essere fruibile in totale sicurezza. Vale per i musei che chiedono
le prenotazioni, il contingentamento sala per sala, quindi non c'è stato e non deve esserci nessun rischio, ma i calcoli che erano stati fatti non solo in Italia ma anche in Europa e negli Stati Uniti, per esempio sul rischio contagi nei teatri, era altrettanto non bassissimo, era quasi inesistente, quindi anche lì usando, per intendersi, gli stessi criteri che vengono utilizzati nelle chiese per poter assistere alle funzioni religiose, sia pure con eventuali modifiche tipo ripristiniamo nei cinema il primo, secondo, terzo tempo, avere dei momenti per riaprire, per fare il cambio dell'aria, tutto quello che serve. Credo che tutti utenti e gestori sarebbero pronti a questo, ma così come giustamente si può andare alle funzioni religiose, credo che per una civiltà laica come di fatto quella delle nostre città, delle nostre comunità, comunque anche laica, debba esserci la possibilità di partecipare a questo tipo di eventi. Infatti è difficile da capire, no? L'apertura dei musei dal lunedì al venerdì, il museo chiuso nel weekend con invece funzioni religiose la domenica, magari anche una dietro l'altra. Non è possibile far fruire la cultura, insomma, se si chiude il weekend, magari lunedì e venerdì le persone lavorano e non hanno accesso comunque a questi luoghi. Sì, chiaro, no. Ovviamente lungi da me voler avviare uno scontro tra poveri, tra il mondo religioso. No, certo, ma voi sareste stati pronti per aprire con i protocolli, con tutto? Assolutamente, avevamo predisposto tutto, abbiamo ovviamente fatto dei protocolli anche per edifici della cultura nuovi che avevamo. Abbiamo Palazzo Bembo, che è un enorme nuovo contenitore culturale, il nuovo palamostra della città di Belluno e per la provincia di Belluno, che ci prepariamo lo stiamo preparando perché ospiterà da gennaio, forse ancora da dicembre, una grande mostra su Tiziano e la stiamo organizzando. Anche oggi avevamo una riunione organizzativa. Infatti lei è reduce da questo incontro e ha anticipato la mia prossima domanda. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Come celebrerete il grande Tiziano? Allora, ovviamente con una grande mostra che sarà, come dire, in parte spalmata sul territorio, perché comunque Tiziano ed era così grande che il Cadore e Belluno li ha saltati quasi ai piedi pari per crescere e diventare quello che è diventato a Venezia, e poi da lì è diventato il pittore e il ritrattista dei papi e degli imperatori, quindi ci sono più Tiziano, per intendersi, al Prado che non in Italia, e quindi va bene così ed è un personaggio. Per questa mostra, proprio per questo, comunque avremo e stiamo facendo in modo che lo organizziamo assieme a Villaggio Globale, arrivino dei Tiziano anche importantissimi che non possiamo ancora, come dire, svelare, ma arriveranno, per intendersi, dal Prado, dalla National Gallery di Londra, dall'Ermitage di San Pietroburgo, dal Louvre, quindi da tutti i grandissimi musei d'Italia e del mondo e d'Europa e anche americani. E proprio per questo è una mostra che sarà estremamente importante. Per questo vogliamo anche che abbia, come dire, dei cerchi concentrici. La mostra, che sarà concentrata per lo più su Belluno, ma anche a Pieve di Cadore, avrà poi un percorso degli itinerari territoriali in tutta la Val Belluna e in tutta la provincia di Belluno, dove la famiglia di Tiziano, che era un laboratorio che ha, come dire, allevato almeno una trentina quasi di pittori tra la vita di Tiziano e il secolo successivo, ma poi anche arriviamo fino a Venezia, quindi in questi casi sia Venezia che la provincia di Belluno avranno dei percorsi, degli itinerari territoriali che non sono stati saccheggiati per la mostra. In mostra arriveranno solo oggetti straordinari che arriveranno dai grandi musei lontani. Tutto quello che fa parte invece della cultura locale, quindi nelle chiese, nei musei comunali o locali che abbiamo, tutto quello entrerà in questi circuiti che serviranno proprio a raccontare a chi viene qual era l'humus da cui è nato un personaggio come Tiziano. Assessore, ci attenda pochissimi secondi, dobbiamo tornare in pubblicità, poi torniamo da lei e abbiamo raggiunto la direttrice Tiziana Pagani Cesa, purtroppo soltanto al telefono, ma insomma oggi va così, è tra pochissimo. Eccoci, ben ritrovati, sono le 14:28, torniamo a collegarci con Marco Perale, assessore alla cultura di Belluno. Dovremmo riuscire a raggiungere la direttrice della Fondazione Teatri delle Dolomiti che avevamo prima al telefono, vediamo se ce la facciamo, altrimenti le daremo appuntamento per un altro spazio. Assessore, il bellunese, ma insomma la montagna in generale ha una cultura diffusa, quindi non è soltanto il teatro comunale,
Biennale, ma sono anche le varie rassegne che vengono fatte, le varie rete eventi. Che cosa ne è di tutto questo e come pensate si possa ripartire? Cioè, è cambiato, cambierà comunque il modo di fruire la cultura secondo lei? Sicuramente sì, direi quasi che la montagna ha patito un po' di meno, nel senso che siamo abituati da qualche secolo a arrangiarci, nel senso che non sempre ci si aspetta grandi aiuti o grandi presenze dalla pianura, quindi Belluno ha continuato con le sue rassegne, oltre le vette che ogni autunno racconta il rapporto tra la città e la sua montagna e le montagne dell'intera provincia, ma la città di Feltre ha fatto e sta facendo grandissimi lavori, Cortina, il Cadore, tutti sono impegnati come sono sempre stati, e anzi direi che stiamo quasi tutti lavorando proprio in questo anno in cui non si riesce a mobilitare la gente e tantomeno a avere visitatori dall'esterno, non potendo lavorare sul software, cioè su appunto le grandi mostre o gli eventi che attirino gente, ci siamo tutti concentrati sull'hardware della cultura, nel senso noi abbiamo lavorato e preparato questo nuovo enorme contenitore, il nuovo palamostre di Belluno che sarà Palazzo Bembo. Feltre sta inaugurando il suo museo archeologico e quello con la donazione dei vetri Franzoia, che sarà un museo di arti contemporanee applicate assolutamente straordinario. Mezzo Cadore, mezzo Cordino hanno ormai dei musei veramente specializzati ma straordinari, quindi insomma, secondo me siamo pronti per quest'estate, quando si potranno allentare i vincoli e Belluno e la sua provincia ci saranno. Ci saranno, si stanno riorganizzando anche nell'attesa di poter davvero reincontrare anche una forma di turismo, anche se in realtà insomma la montagna è stata visitata, non si è potuto sciare, è vero, però la montagna è stata sempre ritrovata anche in questo periodo per chi ha potuto. Assessore, grazie, io adesso... Grazie per essere stato in nostra compagnia. Voglio salutare la direttrice della Fondazione Teatri delle Dolomiti, Tiziana Pagani Cesa. La ringrazio, ce l'abbiamo solo al telefono. Tiziana, pronto? Pronto. Eccola, buongiorno. Eccomi. Buongiorno. Buongiorno. Allora guardi, siamo al telefono, ci teniamo davvero pochi minuti, ma per fare un passaggio importante, no? Su che cosa sta accadendo in questo momento. Lei ha detto ci sono 300 persone che lavorano con il teatro, per il teatro, che sono a casa per loro. Pare ad oggi il futuro non sia così roseo, almeno le aperture non siano così immediate. Che cosa si sente di dire come Presidente della Fondazione? Auspichiamo che alla fine di marzo, almeno alla fine di marzo, riaprano i teatri. Se riaprono i teatri con il 50% delle presenze, come è già stato tutto predisposto per far fronte all'emergenza Covid, quindi con il distanziamento di 1 metro tra una persona e l'altra, noi siamo in grado di ospitare 300 persone a teatro. Abbiamo già messo in atto tutte le prevenzioni Covid per far fronte a questo. È sostenibile per lei? È sostenibile? Meglio di niente. È chiaro che, per esempio, le compagnie, il Circolo Cultura e Stampa, che ha già 4 spettacoli pronti e che ha normalmente in abbonamento quasi 500 persone, ha optato per fare 2 serate invece che una, in modo da consentire ai propri abbonati di in 2 serate di vedere lo spettacolo. Questa è già una cosa. Nel mese di marzo a teatro chiuso possiamo però ospitare nel teatro un corso di formazione teatrale organizzato da un altro residente a Belluno che è Slow Machine, che ci ha chiesto il teatro per 2 settimane. La cosa era in sospeso perché il team teatro aveva già preparato degli spettacoli per i bambini delle elementari e delle medie, il ricomincio da 3 fino a 12 anni, che ha attuato nelle scuole, per cui se a marzo si fosse ripartiti il team teatro ci chiedeva delle date. Siccome a marzo non si riparte, possiamo dare il teatro almeno per questo corso di formazione di 15 ragazzi che sono stati selezionati con un concorso, quindi dal 5 al 20 di marzo per esempio. Lei ritiene Lei ritiene, Tiziana, mi perdoni, che il governo abbia dato poca importanza alla cultura per le misure, insomma, forse che si poteva fare diversamente? Si ritiene sottostimata nella sua professionalità, nel suo lavoro, oppure ritiene che forse in questa fase di contagio, oggi Zaia ha parlato di categorie come capro espiatorio, insomma, lei che cosa ne pensa?
La cultura è stata estremamente penalizzata perché, per esempio, nei musei, lo vediamo al Fulcis, da quando abbiamo riaperto, e ci sono anche molte visite guidate alle attuali mostre presenti che sono state slittate fino a Pasqua, Alessandro Seffer e Federico Velluti, ci sono visite guidate per 6 persone alla volta, quindi il distanziamento è garantito. E nei musei non c'è mai un affollamento dei grandi numeri di una volta, non esiste. Da quando c'è il Covid più di 5-6 persone per sala non sono ammesse, quindi tutte le regole di distanziamento sono state garantite anche per il teatro. Faccio presente che da giugno fino a fine ottobre a livello nazionale sono stati dati 476 spettacoli per migliaia e migliaia, tipo 150, tantissime migliaia di spettatori distanziati, e non c'è stato un solo caso di Covid risalibile al contatto avuto in teatro. Quando noi abbiamo aperto il teatro per Oltre le Vette 10 giorni, c'era l'elenco preciso di chi aveva prenotato, si prendeva il numero di telefono, perché se succedeva un contagio Covid noi potevamo telefonare alle persone per rintracciare il contatto, e non è mai successo. Quindi i teatri erano già predisposti a una grande selezione. Il pubblico dei teatri non è il pubblico degli stadi, è gente acculturata e che rispetta le regole, per cui c'è molta pazienza, si entrava molto lentamente, prendendo la febbre a chiunque, disinfettando le mani, tutte le normative Covid rispettate, formato tutto il personale, sia del teatro che del museo, quindi abbiamo fatto corsi di formazione specifici per la lotta al Covid. Quindi si è fatto tutto quel che si poteva fare. È vero che con queste varianti così contagiose il problema c'è, è molto alto. Insomma, possiamo dire che adesso il nuovo ministro ha la sua fiducia con Franceschini, può esserci un'apertura. Lui subito si è espresso nell'intenzione di far ripartire la cultura. Abbiamo visto anche le manifestazioni dei lavoratori dello spettacolo, anche proprio per questi lavoratori, proprio perché lei dice ci sono le condizioni per poter aprire in sicurezza. Sì, le condizioni ci sono e io ho molta fiducia nel ministro Franceschini. Sono molto stupita della sottosegretaria che è stata approvata oggi, che Borgonzoni. Non ho nessuna fiducia. Avendo io abitato 40 anni in Emiliano-Magna, so chi è, e veramente non ci sta. Come se lo spiega questa nomina? Come se la spiega? Ma è un'imposizione della Lega. È un'imposizione della Lega, appunto. Ma tra l'altro la Borgonzoni è famosa nel mondo della politica, è la più grande assenteista che esiste. Non è mai in Consiglio Comunale a Belluno, si è dimessa subito dal Consiglio Comunale, del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna quando ha perso le elezioni con Bonaccini, e ringraziamo il cielo che Bonaccini ha vinto in Emilia Romagna, se no ci trovavamo nelle mani di una persona assai incompetente. Insomma, mi pare che non usi mezze misure, la sento davvero quasi scioccata da questa nomina. Infatti, quando oggi al telegiornale ho sentito questa nomina ho detto no, ma vedrai che c'è un'altra che si chiama Borgonzoni. Quando ho visto la sua faccia sono crollata su una sedia e ho detto non è possibile. Sì, è la notizia che sta facendo il giro dei... Ma sì, certo, secondo me ci sarà una levata di scudi. Una che quando concorreva alla nomina di presidente dell'Emilia Romagna ha dichiarato più volte che lei almeno da 4 anni non leggeva un libro perché non ho tempo, non è una cosa che mi interessa la cultura, e la mettono a fianco a Franceschini alla cultura? Vabbè. Non commento. Allora, gli equilibri, forse in questo modo gli equilibri sono stati rispettati, però capisco insomma, anche alla luce delle dichiarazioni fatte, insomma non è che lo inventiamo noi, capisco una delusione, no, del mondo della cultura. Sì. Diciamo che Franceschini ha un viceministro di cui non si dovrà molto servire, visto che non è in grado di dare alcuna indicazione. Bisognava occupargli, dargli una poltrona evidentemente, questo è scandaloso, perché questo è la politica senza le competenze, non la vogliamo più questo. Io speravo che con Draghi questo sarebbe stato superato, ma insomma. Grazie.
Grazie Tiziana per essere stata in nostra compagnia, la prossima volta lo faremo con un collegamento a video, così la possiamo anche... La prossima volta riesco a entrare, scusate ma non avevo Skype, l'ho scaricato ma non so come entrare. Non si preoccupi, l'abbiamo ascoltata ugualmente e assolutamente con piacere. Grazie per essere stata in nostra compagnia, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Noi abbiamo davvero terminato con questo ultimo passaggio sulla cultura, grazie a voi telespettatori per essere stati con noi. L'informazione torna a partire dalle 18:30 con il notiziario regionale di Antenna 3. Grazie, arrivederci.